Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, ore 12, siamo in attesa di collegarsi con Montecitorio perché proprio tra pochissimo il Presidente del Consiglio Conte terrà il suo discorso facendo appello ai responsabili e sottolineando l'importanza della ripartenza e del legame con l'Europa. Giornate della verità, quella di oggi e per appunto la Camera e quella di domani per il Senato. Sui numeri restano molti interrogativi naturalmente, soprattutto per il Senato, ma anche alla Camera c'è qualche dubbio nonostante una seconda defezione da Italia Viva. Ovviamente le maggiori preoccupazioni per il governo sono per il Senato, dove i conti appunto si faranno domani. PD e Movimento 5 Stelle chiudono all'ipotesi di riportare Italia Viva nella maggioranza. Matteo Renzi comunque ieri sera si è detto pronto a discutere con Conte, Zingaretti o con chiunque, ha detto, purché si mettano al centro le cose da fare. Quindi insomma sentiremo tra pochissimo il commento e il discorso che verrà fatto alla Camera dei Deputati del Premier Conte, ma abbiamo anche una notizia di cronaca di una tragedia che si è verificata questa mattina a San Giorgio in Bosco. C'è stata un'esplosione all'interno di una abitazione che poi ha preso fuoco e hanno perso la vita due anziani di 87 e 84 anni. Entrambi purtroppo sono morti nell'incendio dell'appartamento appunto in questa piccola frazione di San Giorgio in Bosco. Secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, l'esplosione poi l'incendio potrebbero essere stati causati da una perdita di GPL che alimenta gli impianti della villetta dove i due anziani vivevano. Tra poco dovremo collegarci con il collega Guido Barbato, che si trova assieme a Francesco Ratai proprio a San Giorgio in Bosco. Sì, dovremo averlo in collegamento. Sentiamo quindi gli aggiornamenti da Guido Barbato. Buongiorno da Lobbia di San Giorgio in Bosco. Questa mattina alle 7:45 un boato ha svegliato la frazione del comune dell'Alta Padovana perché a causa quasi di certo di una fuga di gas GPL è esplosa insieme probabilmente alla condotta del gas o alla bombola, il mezzo è ancora da accertare, anche una gran parte della villetta dove stavano dormendo a quell'ora i coniugi Enrico e Norma Fontanella. La casa ha preso fuoco e per i due anziani non c'è stato niente da fare purtroppo, nonostante anche il tentativo di intervento da parte di alcuni operai che lavorano in ditte vicino a questa zona, che è una zona in parte rurale, in parte industriale, alla periferia appunto del comune di San Giorgio in Bosco. I due anziani, 87 e 84 anni, sono praticamente morti quindi nel sonno. Vivevano qui a San Giorgio in Bosco in maniera un po' discontinua, riservavano una parte della loro vecchiaia anche all'estero, al caldo, così ci hanno raccontato alcuni dei vicini, per trascorrere questa fase della loro vita in modo più confortevole. Poi sono subentrati, a quanto sembra, appunto anche problemi di salute e sono rimasti qui a Lobbia di San Giorgio in Bosco. E qui in via Sant'Antonio, dove ci troviamo, grande lavoro da parte ovviamente c'è stato dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Siamo in attesa anche dell'arrivo del magistrato che autorizzi la rimozione dei corpi senza vita dei due ultraottantenni. Al momento queste sono le prime notizie, ridarei la linea allo studio. Ecco, allora grazie a Guido Barbato. Naturalmente magari nel corso della nostra edizione torneremo a collegarci per ulteriori aggiornamenti su questo grave fatto di cronaca che si è verificato appunto nel Padovano a San Giorgio in Bosco. C'è anche una notizia che arriva dal Vicentino, da Malo in particolare, dove un uomo di 30 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza per un'intossicazione da fumo causata dall'incendio propagatosi nella notte nel
suo appartamento. Poco prima dell'1 i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il trentenne rimasto bloccato nei locali invasi dal fumo per il rogo divampato appunto nella cucina. I pompieri sono riusciti ad entrare nell'appartamento del piccolo condominio, riuscendo ad individuare l'inquilino in camera da letto. Il giovane è stato subito portato fuori dall'abitazione, gli sono state prestate le cure sanitarie fino all'arrivo del personale. Stabilizzato, il trentenne è stato trasferito all'ospedale in codice rosso. L'incendio in questo caso si sarebbe sviluppato probabilmente dal piano cottura, quindi una nottata e un'alba davvero tragiche su questo fronte nella nostra regione. Ma torniamo ora a parlare di politica. Siamo appunto in attesa del discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dal sito della Camera insomma si vede che ancora il Presidente Conte non ha cominciato a parlare. Abbiamo intanto in collegamento il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Buongiorno senatore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Allora c'è grande attesa naturalmente per le parole che dirà il Presidente del Consiglio Conte alla Camera, perché da queste parole si capirà anche, no, quella che è la strategia del Premier per cercare di uscire da questa situazione. Sul fronte del centrodestra peraltro c'è stato un vertice questa mattina, non so se sia ancora in corso o se sia già terminato. Può darci anche qualche anticipazione in questo senso? Innanzitutto sulla strategia di Conte mi pare che si sia delineata nel corso degli ultimi giorni. Insomma, Conte sta cercando in Parlamento, facendo ricorrenti appelli, soprattutto quelli che lui chiama costruttori, che fino a ieri il partito che lo sostiene chiamava Voltagabbana, per puntellare il suo governo, conscio probabilmente del fatto che non raggiungerà il 161, che sono la soglia che darebbe una certa sicurezza, anzi si attesterà molto probabilmente, come citava anche ieri numerose uscite Guido Crosetto, dai 133 ai 155 senatori che gli voteranno la fiducia. Quindi una fiducia comunque con margini rosicati, nell'attesa poi di capire se riuscirà a ricucire con il partito di Renzi, che ricordo essere una costola del PD, solo temporaneamente transfuga in un altro soggetto, e con il quale c'è stata questa crisi di fatto che ha messo in ginocchio ancora di più, se mai ce ne fosse bisogno, l'Italia e gli italiani. Ricordo a tutti che ieri uno studio della CGIA di Mestre, che è sempre molto lucida nelle sue analisi, dice di fatto che i ristori del governo sono riusciti a coprire solo il 7% delle perdite che hanno avuto le imprese. Vuol dire che il 93% di queste perdite se la colleranno i privati. Ecco, questo è il momento di drammaticità. Davanti a questi numeri, invece il governo cosa fa? Si occupa solo di recuperare i numeri che servono al mantenimento delle loro poltrone. Ecco, io giudico questo veramente irresponsabile, come lo sono quelli che oggi appoggiano questo governo e come sono quelli che voteranno la fiducia a questo governo. I veri responsabili siamo noi, che a questo governo non abbiamo mai e mai votato la nostra fiducia. Ecco senatore, c'è grande attesa per le parole del Premier Conte, anche per capire la strategia politica futura qualora si dovesse tornare alle urne, se cioè Conte abbia intenzione di creare un proprio partito, insomma di scendere direttamente in campo con un movimento di centro che potrebbe naturalmente andare ad erodere consensi nell'area più centrista, diciamo cattolica del PD, piuttosto che di Forza Italia o di altre forze del centrodestra, cosa che naturalmente verrebbe a scompaginare immediatamente anche gli equilibri con PD e 5 Stelle in questa fase insomma così delicata. Lei cosa pensa? Io credo che l'ultimo dei pensieri di Conte, che invece è il primo dei miei pensieri, sarebbe quello di andare a votare. Conte sicuramente sa benissimo che in una competizione elettorale che metta gli italiani a scegliere quale governo preferire, lui la sua figura non passerebbe, perché vincerebbe ampiamente il centrodestra, addirittura con i numeri per cambiare la Costituzione. Quindi Conte oggi non ha una strategia per il dopo e per il voto.
anche perché difficilmente eroderebbe consensi al centrodestra, che anzi su questi temi mi pare abbastanza compatto. Gli eroderebbe invece una parte del PD, che infatti è molto allarmata da questo sondaggio e quindi oggi cercherà, per quanto gli sia indigesto o cominci a diventare indigesto questo Premier, cercherà di rimanere agganciata a Conte, perché la sopravvivenza di Conte oggi significa la sua sopravvivenza. Certo, sicuramente. Allora mi dicono adesso che Conte ha cominciato a parlare dal sito della Camera, evidentemente c'è qualche problema con il video. Ritardo. Con il video infatti forse si sente solo l'audio, magari se dalla regia mi fanno capire se si riesce a sentire qualche cosa, vediamo. Periodo 20-22 gennaio 2021, definita la conferenza dei presidenti di gruppo nella giornata precedente. La seduta termina alle 14:10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 18 gennaio 2021. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffanni. Ecco, allora nell'attesa del discorso allora, di Conte, senatore De Carlo, da quanto si è preso insomma, nelle ultime ore, sembra comunque che non ci sarà il dito puntato contro Renzi, ma ci sarà soprattutto un forte richiamo alla responsabilità, all'importanza di tenere saldi legami con l'Unione Europea, alla necessità di lavorare insieme per la ripartenza di un'Italia mai come in questo momento chiamata a tante sfide in così breve tempo. È chiaro naturalmente che si tratta di un discorso nel quale Conte si gioca il tutto e per tutto. C'è anche chi ha paragonato l'intervento di oggi di Conte a quello che fece con Matteo Salvini il 20 agosto del 2019, quando appunto terminò l'esperienza di governo giallo-verde. Secondo lei può essere esatto questo paragone, o la situazione ora è completamente diversa, pandemia naturalmente a parte? No. È assolutamente diversa la situazione, però è assolutamente lo stesso l'uomo che cercherà di barcamenarsi come fece nell'estate di 2 anni fa, quindi cercando di far passare come naturale un'alleanza con un governo, con un alleato di centrodestra come la Lega al governo più di sinistra degli ultimi anni, cioè quello con il PD e i 5 Stelle, l'ho fatto passare come fosse una roba normalissima e ineludibile, come un processo trasformistico che non aveva visto ancora eguali nella Repubblica. Io credo che la sua abilità, se mai ce ne sia una, sia proprio quella di riuscire a dire l'esatto contrario della cosa detta il giorno prima e farlo sembrare assolutamente totalmente naturale. Questo non ha nulla a che fare con la coerenza, che invece è quella nostra, che diciamo che Conte è inadatto a governare questo paese proprio per la sua proverbiale distanza dalle problematiche reali di questo paese e i dati sull'economia, che non è certo tutto colpa del governo, però la colpa di questo governo è di non saperla affrontare adeguatamente. Ecco, Fratelli d'Italia, nello specifico la vostra posizione in questo momento? La nostra posizione è sempre stata più che chiara. Noi siamo un esempio specchiato di coerenza. Abbiamo sempre votato contro la fiducia ai governi Conte, sia nel primo, nel Conte 1, che nel Conte 2. Non vorremmo vederci costretti a doverla votare una fiducia anche ad un Conte 3, perché oggi veramente mai come nella storia repubblicana ci sia una forte esigenza di tornare alle urne, anche perché tutti i segnali che in questi anni sono arrivati da qualsiasi elezione amministrativa o regionale ci dicono una cosa incontrovertibile, cioè che il popolo italiano è assolutamente stufo di questo governo e soprattutto della maniera con cui sta conducendo questa pandemia. Sono stufi probabilmente anche tanti all'interno del PD, oltre che all'interno di Renzi, di un atteggiamento probabilmente un po', diciamo così, personalistico di questo leader, e cercano in qualche maniera di ridurlo con una crisi di governo come questa a ridurre la sua sfera di influenza. Vediamo se ci riuscirà. Per noi la strada maestra è sempre e comunque il voto, a maggior ragione adesso che c'è questa emergenza e si è palesata l'incapacità di affrontarla da parte di questo governo.
Ecco, ha incominciato a parlare il Presidente del Consiglio, vediamo se riusciamo a sentire una parte del discorso. All'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a far recuperare alla medesima Unione Europea il ruolo di leadership che le spetta nel più ampio contesto geopolitico internazionale. Sin dal momento dell'elaborazione del programma di governo mi sono adoperato, io stesso insieme alle delegazioni delle forze di maggioranza, lo ricorderanno i delegati, perché si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore ampio e coraggioso. Affermai allora che quel progetto politico avrebbe segnato l'inizio di una nuova, che speravamo e confidiamo ancora risolutiva, stagione riformatrice orientata all'edificazione di una società più equa, più inclusiva, capace di coniugare l'obiettivo primario della crescita economica, del rilancio, della modernizzazione con le esigenze imprescindibili della sostenibilità, della coesione sociale e territoriale nell'orizzonte del sempre pieno sviluppo della persona umana. Ancora oggi, e più di un anno, a riguardare quei 29 punti programmatici, ravviso che nel progetto di Paese che abbiamo condiviso e delineato tutti assieme, seppure in circostanze e condizioni complesse, c'era visione. C'era una forte spinta ideale, c'era un chiaro investimento di fiducia. Agli inizi del 2020 le condizioni per l'attuazione di quel progetto si sono complicate, si sono dovute misurare con l'uragano della pandemia che ha sconvolto in profondità la nostra società, le nostre abitudini di vita, la dinamica stessa delle nostre relazioni. Stiamo affrontando una sfida di portata epocale. Ci stiamo misurando con l'esigenza di definire le linee ricostruttive di una società segnata di nuovo da paure addirittura primordiali. Le parole del Presidente Conte fa un richiamo insomma alla situazione difficilissima attuale che stiamo vivendo. Per concludere, poi naturalmente noi continueremo a seguire una sua considerazione. Ma diciamo che intanto siamo alle premesse, quindi riusciamo a capire il poco, però dove vada a parare mi sembra evidente. Cercherà di far credere di aver lavorato bene e che di star salvando quello che lui chiama paese, che io chiamo nazione, e farà appello a quello che in questi giorni ha fatto, cioè i costruttori, che chiama in una maniera diversa rispetto a quelli che dovrebbe chiamare, cioè Voltagabbana, perché lo sostengano in un momento difficile nel quale lui cercherà di traghettare questa nazione verso la sicurezza. In tutto questo non potrà prescindere da Renzi, e quindi, contrariamente a quanto accadde a agosto di 2 anni fa, non farà un j'accuse come fece con Salvini, cercherà di stare un po' più blando, cercherà appunto di blandire le sue posizioni in modo da non chiudersi totalmente la porta, tant'è che comunque abbiamo visto le dichiarazioni della Bellanova, che è stata usata come un piede di porco in queste settimane per rompere con il governo. Oggi la Bellanova stessa sembra già più accomodante rispetto a tutto questo. È evidente che la paura del voto accomuna ancora, come 2 anni fa, i leader di Italia Viva, del PD, dei 5 Stelle e di tanti responsabili, e quindi con molta probabilità ce la faranno. Questo però, ripeto, è un problema, perché, come diceva Carlo Nordio, in un momento di emergenza non è vero che non si possa andare a votare, anzi si deve andare a votare proprio nel momento in cui il governo manifesta la sua palese incapacità di rispondere alle esigenze del territorio. Ecco, allora vedremo quindi più tardi nel merito che cosa dirà il Presidente del Consiglio. Io la ringrazio intanto per essere stato con noi, senatore De Carlo. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Grazie, a tra poco, restate con noi.
Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Proseguiamo con l'altra notizia di questa mattina, che è la proclamazione della capitale italiana della cultura 2022. Come noto c'era anche tra le candidate anche la trevigiana Pieve di Soligo. Purtroppo la proclamazione è andata a Procida. Quindi Procida è la capitale italiana della cultura per l'anno 2022, la proclamazione appunto poco fa dalla giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni, dopo l'esame dei 10 progetti che sono stati presentati dalle città candidate. La designazione è stata fatta dal ministro Franceschini, dal ministro ai beni e alle attività culturali e al turismo Franceschini. Lo ricordiamo, si erano proposte anche le città di Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Taranto, Trapani, Verbania, Lago Maggiore e Volterra, oltre al comune appunto veneto di Pieve di Soligo, dove ovviamente ora andiamo per sentire come si vive, insomma, la delusione di questo momento. Abbiamo in collegamento Luisa Cigagna, vice sindaco e assessore alla cultura di Pieve di Soligo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, allora come avete seguito e che aria si respira ora a Pieve di Soligo? Abbiamo seguito ovviamente con molta trepidazione la nomina appunto della città capitale della cultura per il 2022. C'è un po' di delusione ovviamente, perché quando si concorre sempre per vincere. Eravamo consapevoli però della grandezza della sfida e degli avversari che avevamo di fronte, quindi come dire non ci facevamo illusioni, anche se ce l'abbiamo messa tutta per vincere. È un giro di boa. Abbiamo avuto un grande riconoscimento da parte della Commissione già durante l'audizione, perché hanno riconosciuto il valore e la qualità della nostra progettualità e soprattutto hanno riconosciuto il nodo che noi abbiamo posto all'interno del nostro dossier, che è quello della rigenerazione paesaggistica e ambientale attraverso azioni concrete. È un cambio di prospettiva dell'idea di cultura, che non è erudizione, che non è possedere giacimenti artistici, storici o archeologici, ma è un metodo di lavoro, è una progettualità concreta, un'utopia concreta, noi diciamo. E quindi il fatto che questa proposta di rigenerazione del paesaggio, di decostruzione generativa, come l'abbiamo chiamata noi, venisse dalla regione Veneto e da un territorio appunto dove i capannoni sono stati importantissimi per lo sviluppo economico, ma che ora devono essere ripensati, è stato un contributo importante che ci è stato riconosciuto. E un altro contributo importante è che noi abbiamo portato all'attenzione proprio della commissione che nomina la capitale della cultura i piccoli borghi, che sono la maggior parte del territorio italiano, e anche questo è stato ribadito appunto prima della nomina dal presidente della commissione, che in questa tornata, e non a caso secondo me è stata nominata Procida, che è un piccolo comune, il ruolo che i piccoli comuni, che i piccoli borghi, che le città diffuse hanno proprio nella rigenerazione ambientale, sociale ed economica del nostro paese. È un contributo appunto. Sì, no, dicevo è la seconda volta insomma che la marca trevigiana subisce una delusione in questo senso. È toccato a Treviso per il 2020, vinse Parma e ora appunto Pieve di Soligo, ma che cosa rimarrà diciamo di tutto questo lavoro che è stato fatto per la candidatura e il dossier appunto da proporre per questa candidatura? Rimarrà il lavoro da fare. Noi alcune progettualità che sono inserite all'interno del dossier le stiamo già attivando, come ad esempio l'albergo diffuso per Solighetto, che è una proposta di turismo sostenibile che serve a rivitalizzare i borghi, i piccoli borghi che hanno un decremento di popolazione. Noi abbiamo già avviato i lavori e il progetto verrà realizzato. La decostruzione generativa, ovvero l'abbattimento dei capannoni per la rigenerazione del territorio,
territorio, la restituzione di bellezza agli abitanti dei luoghi dove questi capannoni vengono aboliti, anche questo è già in corso. Noi abbiamo dei progetti attivatori che sono questi, ma che sono anche altri, che sono stati condivisi appunto come con il dossier anche dai 29 comuni dell'IPA che hanno aderito al progetto del dossier, ai 60 soggetti tra pubblici e privati che hanno condiviso questo percorso. Quindi si tratta di dare concretezza, di continuare a dare concretezza alle proposte di questo progetto. Ci sono delle presenze, delle reti che sono già appunto attive da anni nel nostro territorio, ci sono le Proloco che collaborano, quindi si tratta di mettere a sistema quello che è il nostro progetto strutturale appunto di lavoro culturale nel territorio. Ecco, diciamo al di là insomma di questa situazione contingente condizionata fortissimamente naturalmente dalla pandemia che ha congelato tantissimi aspetti anche appunto di valorizzazione turistica, enogastronomica eccetera del territorio, che cosa pensate insomma concretamente possa portare questo dossier in termini anche di immagine al territorio non appena insomma si potrà ricominciare a muoversi, a viaggiare, a visitare? Allora, in termini, come dire, di risultato, io credo che abbia dimostrato come il Veneto sia in grado di produrre eccellenze non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale. Quindi la profondità, l'ampiezza della riflessione e il valore del Veneto dal punto di vista culturale. Noi siamo famosi per il saper fare, perché sappiamo lavorare bene, ma siamo capaci anche di pensare e di tradurre i pensieri in azioni concrete e di usare la cultura come leva di cambiamento e di trasformazione e di innovazione. Quindi credo che questo sia il risultato. Personalmente ho incontrato tante persone in questo periodo, anche ieri, e credo che uno dei risultati più belli dal punto di vista umano sia il senso di gratitudine che le persone hanno manifestato per essersi riconosciute in un territorio, in una progettualità che ha dato lustro e valore a quelle che sono le bellezze dei nostri luoghi, delle bellezze che hanno ancora appunto tantissimo da dare e che noi dobbiamo ricucire e ricomporre. Credo che il nostro territorio sia non a caso appunto territorio UNESCO. Noi abbiamo il compito, il dovere di preservare questi territori, di, come dire, togliere quello che non serve più per restituire bellezza, per creare innovazione e per dare uno sviluppo economico diverso al nostro territorio. Questo le persone lo hanno capito e hanno condiviso con noi questo percorso davvero con molta trepidazione e molta partecipazione. Quindi continueremo a condividere queste progettualità con le persone per restituire ai nostri abitanti un protagonismo anche da questo punto di vista e un orgoglio di appartenenza. Quindi insomma nonostante non sia andata come si sperava, sicuramente l'orgoglio insomma di questo progetto rimane e porterà dei frutti futuri per il territorio. Penso proprio di sì, credo proprio di sì, non è un lavoro improvvisato, è un lavoro che prosegue da anni, da diverse istituzioni, penso come a Fondazione Fabbri, ma penso anche alle amministrazioni che mi hanno preceduto, perché Paesagira è nato nel 2008 come percorso appunto di riflessione e di azioni sul paesaggio e quindi c'è una continuità nel corso del tempo che darà i suoi frutti. Noi ci impegniamo per continuare a dare concretezza a queste idee. Grazie, allora io la ringrazio per essere stata con noi e naturalmente speriamo tutti che quanto prima sia possibile che si verifichino le condizioni concrete per poter attuare nel concreto questo progetto insomma molto importante per il territorio. Grazie al vice sindaco, assessore alla cultura del comune di Pieve di Soiligo, Luisa Cigagni. Allora abbiamo Guido Barbato ora in collegamento che dovrebbe darci un ulteriore aggiornamento flash sulla tragedia che si è verificata questa mattina a San Giorgio in Bosco. Guido, buongiorno. Buongiorno Marta, l'aggiornamento consiste che pochi minuti fa sono stati rimossi i corpi senza vita dei due coniugi Enrico e Norma Fontanella
e che quindi il magistrato non ha avuto motivi per trattenerli ulteriormente all'interno dell'abitazione dove hanno perso la vita stamattina alle 7:45, quando a causa quasi di certo stiamo aspettando il funzionario dei Vigili del Fuoco che ci confermi in maniera definitiva la causa, a causa di una dispersione di gas, di una fuga di gas, è avvenuta una tremenda esplosione, ripeto, alle 7:45, e le fiamme non hanno lasciato scampo ai due coniugi, entrambi sopra gli 80 anni, 88 lui, 85 lei. Lui è originario del Varesino e lei della provincia di Verona, ma al di là di questo la signora purtroppo era anche invalida da alcuni anni a causa di un ictus, la signora non ha avuto scampo, si trovava in camera da letto al momento dell'esplosione. Il marito, a quanto sembra, quanto ci ha raccontato il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, che ha seguito da vicino fino a pochi attimi fa anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, il marito si trovava nel soggiorno, quindi la causa molto probabilmente è stata quella di un normale domestico innesco elettrico del mattino dentro un ambiente saturo di gas a GPL, così almeno sembra. I signori erano in pensione da molti anni, lui era stato in passato rappresentante nel settore alimentare, erano conosciuti anche per il fatto che trascorrevano, prima della malattia della signora, trascorrevano gli inverni in questi ultimi anni all'estero, in località calde, dove svernavano nel loro senso. Ecco, quindi parola. un ulteriore dramma, insomma, sarebbero stati altrove se non ci fosse stato il Covid. Guido, io ti ringrazio per questo collegamento, perché andiamo ora alla sede della Protezione Civile, dove è iniziata la conferenza stampa del governatore Zaia. A Marghera, grazie a Guido Barbato e a Cristian Roque Allende. A più tardi. Del software con le altre ragioni per i rapidi, per caricare il dato che ci vuole, è un tema informatico, non è che abbiamo 0 positivi sui rapidi e purtroppo nel bollettino nazionale esce così, nel nostro non esce così. Allora i positivi sono, nelle ultime 24 ore sono esattamente 998 su 19.795 tamponi, ovvero il 5,04% di incidenza. Dall'inizio di questa tragedia sono quasi 300.000 positivi, ma sono solo quelli che abbiamo trovato, ovviamente. E i positivi di oggi calano ancora. Per effetto della negativizzazione siamo a 69.000, vi ricordate che avevamo passato gli 80.000. I ricoveri sono 3.015, abbiamo perso 400 posti letto, o meglio abbiamo guadagnato 400 letti liberi. Se dovessi dare una visione plastica di quello che è accaduto, oggi noi abbiamo un ospedale da 400 letti libero rispetto a 18 giorni fa. Come sono distribuiti questi posti? I posti sono distribuiti in questa maniera. Sono 2.661 in area non critica, meno 54, 3,54 che è invariato nelle terapie intensive. Considerate che questo dato, è comprensivo dei negativi. Nel bollettino nazionale voi troverete solo i positivi, ma noi per coerenza lo stiamo portando avanti così perché abbiamo iniziato così. Per essere corretti è molto più basso, mi sembra che è 3,22 oggi, una roba del genere. 2.661, meno 54. Purtroppo i morti abbiamo passato anche la soglia degli 8.000, 8.025, più 47. I positivi sono 3,36 in terapia intensiva. I dimessi sono 12.971 più 84 dimessi. Questi sono quelli che sono transitati per gli ospedali. Allora, situazione. Guardate, io trovo un clima di esultazione per questi dati che sono in calo. Noi invece entrambi, io e l'assessore Nazzarini, abbiamo un clima di preoccupazione, forte preoccupazione, perché vi ricordo che il Covid ci ha abituato a cambi di scena repentini.
per recuperare tutti questi, come si può dire, risultati che abbiamo raggiunto in 18 giorni, per recuperarli al contrario bastano poche ore. Quindi tutto dipende da noi adesso, no? Dal controllo ossessivo delle regole. E guardate, ce n'è una che sulla quale continuo a insistere, che è quella dell'assembramento, no? È inutile che stiamo lì a leggere zona gialla, zona arancione, zona rossa, e gli assembramenti vanno evitati. E ripeto, so che qualcuno sempre si agita quando diciamo ste robe, ripeto, se vai in case di non conviventi devi avere la mascherina. C'è niente da fare. Se vogliamo rispettare le regole e non portare il virus o non portarselo a casa, perché le persone non conviventi non appartengono a un contesto epidemiologico nostro. Quindi vai a trovare i tuoi genitori, lo dico per l'ennesima volta, ma c'è sempre qualcuno che ha bisogno che spieghiamo queste cose. Se non vivono con te, non da ieri sera, ma da mesi o da anni, sono ovviamente delle persone che devono essere tutelate, quindi devi metterti la mascherina. Così vale per i nipotini, eccetera. È brutto da dire, ma noi abbiamo anche l'obbligo di dire le cose brutte, non solo quelle belle. Dopo faranno un comitato anche per la mascherina in casa e apriti cielo. Però qui stiamo parlando di una malattia, di un'infezione che rischia di essere mortale. Vorremmo anche ricordare che, come lo dicono molti nostri clinici, se non avessimo gli ospedali avremmo avuto una strage. Perché comunque noi abbiamo preso in cura tutti e abbiamo ancora, pensate, oltre 3.000 persone a domicilio che stiamo curando, assieme ovviamente ai medici di base che seguono i loro pazienti, con le USCA, insomma è una squadra, la nostra speranza è quella di terminare velocemente questa avventura. Io volevo dirvi due robe, perché oggi sono due argomenti, dopo lascio la parola a voi, le scuole e i vaccini. Allora, sui vaccini. Punto nave sui vaccini, come si dice, no? Beh, è vergognoso quello che sta accadendo. Cioè, tu non puoi dare un piano di forniture che si traduce in un piano vaccinale, e siccome noi non siamo una regione preistorica, per noi significa appuntamenti fissati, cioè organizzazione, perché se dai, capito, se dai il numerino della lista d'attesa, ti metti sul piazzale chi passa vaccini, gli dici domani mattina non si fa vaccini. Noi abbiamo tutto codificato. È vergognoso che ci venga detto che ci vengono sospese le forniture del 53%, 51 l'Emilia Romagna, 54 il Friuli Venezia Giulia. Capite che così non funziona. Se poi vado a vedere la distribuzione di questo taglio a livello nazionale, vedo che abbiamo un gruppo di regioni che hanno tagli zero, abbiamo un gruppo di regioni che hanno tagli, diciamo, moderati, di certo non invasivi, 8, 10%, 5%, e poi ci sono un gruppo di regioni, tra le quali siamo noi, letteralmente azzoppate. Allora, ci sono delle considerazioni da fare. La prima, che se ci venisse messa in discussione la fornitura della prossima settimana, anche di un solo vaccino, lo dico ai signori Pfizer, noi non riusciamo più a vaccinare con i richiami. Cioè, questa settimana, facendo 2 o 3 accorgimenti, potremmo riuscire ad attutire questo grave danno che ci è stato fatto, perché abbiamo accantonato del vaccino e perché utilizzeremo quello che ci arriverà, ma stiamo parlando solo di richiami. Cioè vuol dire che la campagna vaccinale è sospesa. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè noi faremo solo la seconda dose a chi ha già avuto il vaccino. Cioè creiamo un buco quantomeno di una settimana nelle vaccinazioni. E se la prossima settimana non mi arrivano i 38.000 dosi a 5 o 48.000 a 6, non mi arrivano le dosi del programma, non si vaccina, ma non si vaccineranno più neanche per i richiami. Io non capisco quale sia la modalità, siccome il dottor Arcuri mi ha riferito che la destinazione delle dosi per regione l'ha decisa Pfizer, io vorrei capire che premio Nobel hanno assoldato per decidere la distribuzione.
o quale principio, quale algoritmo, perché va sempre di modo dire che c'è l'algoritmo, hanno utilizzato per tagliarci il 53% della fornitura. 2, anzi 3. Noi non abbiamo fatto contratti con Pfizer. Quindi siamo parte lesa, ma non controparte giuridica, nel senso che noi non abbiamo un contratto. Spero vivamente che a livello nazionale si vada giù duri e pesanti, addivenendo le vie legali per una vicenda come questa. Cioè voi immaginate solo il tema del bugiardino e di un cittadino che potrebbe dire: ma io ho avuto la prima dose e a 21 giorni devo avere la seconda dose. Noi siamo gente seria, Cioè noi gli appuntamenti li abbiamo fissati per fare la seconda dose, stiamo facendo le seconde dosi. Immaginate solo il casino, perché questo è il vero tema, che ne viene fuori. Mi piacerebbe anche sapere se a livello internazionale questo problema di produzione, di magazzino, non si è capito che cos'è, di macchine che non vanno, di aggiustamenti, ha avuto la stessa ricaduta che ha avuto in Italia. Cioè, questo è più un lavoro da cronisti come siete voi, no? Ormai fate giornalismo di indagine, di inchiesta. Vorrei sapere se sono state tagliate le forniture alla Germania, alla Francia, alla Spagna, agli Stati Uniti, un po' a tutti. Cioè, ma il comune è mezzo gaudio, è una sfiga, però è mezzo gaudio. Guardate, noi siamo molto arrabbiati. Non si può mettere in discussione un servizio che è vitale per i cittadini. Sappiate che comunque noi stiamo pensando di tutelarci, non so come faremo, ma lo faremo, nel senso che non siamo titolari del contratto, però è altrettanto vero che la ricaduta poi e il danno lo portano a casa i veneti da questa vicenda, e penso anche che gli altri colleghi siano tutti nella stessa direzione. Spero e auspico che quantomeno ci sia una distribuzione solidale di quello che c'è. Ma lo auspico veramente, perché comunque noi siamo sempre stati a disposizione, no? Cioè non può essere che l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e gli altri, insomma adesso non ricordo le percentuali di tutti, debbano sospendere le vaccinazioni. È drammatico quello che sta accadendo. È drammatico. Scuola. Siccome è un weekend delle sorprese, io vorrei dire che ci rifiutiamo di far partire una guerra tra poveri, no? No, guardate, a noi l'idea dei capponi di Renzo che si litigano e si beccano a vicenda, messi nella gabbia mentre vanno al macello di fatto, non è che ci piace. Non è che c'è il partito di chi vuole la scuola aperta e il partito di quelli che hanno l'anello al naso. Non funziona così. Perché noi abbiamo una responsabilità che molti di quelli che parlano non ce l'hanno, ovvero quella di garantire la salute ai cittadini. Ve l'ho detto io per primo, in tempi non sospetti, che firmare un'ordinanza per chiudere una scuola è come chiudere... C'è una sconfitta, no? E chi era quello? Hugo, Victor Hugo, no? Ve l'ho anche citato l'altra volta forse, che diceva che quando si apre una scuola si chiude un carcere. E penso che l'idea della scuola che sia la sublimazione di quello che è l'investimento nella nostra società del futuro, nella classe dirigente, della società, della comunità, sia fondamentale. Quindi guardate che noi non è che godiamo chiudere scuole, però davanti a relazioni che ci hanno fatto abbiamo fatto questa scelta. Allora, noi abbiamo chiesto formalmente che ci venga dato il verbale, ce l'abbiamo il verbale, poi ve lo diamo. Immagino che nessuno ce l'abbia. Questo è il verbale del CTS, me lo sono anche sottolineato. Allora, verbale dice, intanto dice che è il ministro che ha chiesto un parere, questo lo sappiamo, no? Perché c'è un DPCM che dice aprite le scuole con il 50% di didattica a distanza. Il ministro chiede un parere al CTS e dice ma ragazzi, ma
Ministro Speranza? Sì, il Ministro Speranza, lo dice proprio nel verbale. Il CTS riceve dall'ufficio di gabinetto del Ministro della Salute la richiesta di parere concernente l'opportunità di posticipare lo svolgimento. Il CTS dice, visti molti atti, ne cita uno, no? Visto il rapporto del 31/12 dell'Istituto Superiore della Sanità sulla scuola, il quale dice, fra virgolette, allo stato attuale delle conoscenze le scuole sembrano, che è un condizionale, no? Grammatica mi pare, essere ambienti relativamente sicuri, cioè sembra relativamente, non mi pare che sia tutta sta certezza, o meglio così non si perde mai a cause, sembrano relativamente, purché si continui ad adottare una serie di precauzioni ormai consolidate, quali indossare la mascherina, lavarsi le mani, ventilare le aule, e si ritiene che il ruolo nell'accelerare la trasmissione del coronavirus in Europa sia limitato. Cioè dice, se rispetti tutte le regole sembra relativamente rischioso o sicuro, tanto è la stessa roba, no? Bottiglia mezza piena o mezza vuota, se rispetti le regole e se sei convinto che a livello europeo la diffusione del coronavirus, no. Sempre sto verbale, oltre a citare questi documenti, a un certo punto il CTS dice cosa pensa, no? E dice che l'attuale incremento registrato dell'incidenza di nuovi casi è stato comunque contenuto grazie alle misure adottate, misure di mitigazione, pur osservandosi una significativa differenza tra le realtà regionali. Dice sì, l'incidenza è calata, però qua noi ad esempio siamo in arancione per l'incidenza, vi ricordo, no? il rischio, perché noi avremo i parametri da zona gialla. Poi dice, l'importanza del ritorno in classe per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado come condizione imprescindibile e non più procrastinabile per il grave impatto che l'assenza di esso ha sull'apprendimento e la strutturazione psicologica e della personalità. E poi dice ancora, le azioni da attuare per le attività didattiche in presenza e a distanza in funzione della condizione epidemiologica dei territori regionali. Allora dice da un lato che la scuola è imprescindibile, però dice anche, però vediamo le condizioni epidemiologiche dei territori regionali. Quindi capite che districarsi con un parere come questo non è molto facile. Fondamentalmente si dice, secondo noi le scuole si possono aprire, però insomma valutate poi in base ai territori regionali. Noi questa sera abbiamo una riunione dei presidenti di regione alle 8:30, una conferenza ufficiale, parleremo di questo tema, cercando di capire anche quale sarà, saranno le considerazioni. Di certo noi ci adegueremo a pareri, a ordinanze o altro a livello nazionale solo se la condizione sanitaria sarà ovviamente utile a sostenere questa tesi della riapertura. Mi hanno annunciato stamattina che è stato fatto un ricorso e penso che sia un diritto in democrazia di dissentire e anche di ricorrere. Dopodiché vedremo quale sarà il testo di questo ricorso che ancora che ancora non abbiamo. Ovviamente è un ricorso per la riapertura, è il ricorso, immagino che sia ricorso più o meno sulla falsariga di quello che è avvenuto in Lombardia, che è avvenuto in Friuli Venezia Giulia, adesso la partita toccherà anche noi. Quindi sulla scuola la situazione è fluida, informo, siccome c'è chi vuole andare a scuola, chiede di andare a scuola, pretende di andare a scuola, si batte perché si vada a scuola, ma c'è anche una miriade, c'è una foresta silenziosa che è convinta che sia rischioso. Ecco, informo tutte le famiglie che in questa fase dovranno cominciare a pensare che se si perde il ricorso, se la dichiarazione del CTS e vedremo lo stato delle condizioni epidemiologiche potrebbe portare a non, come si può dire, a rispettare la legittima preoccupazione che molte famiglie hanno e molti studenti hanno. Qua, magari non se ne parla, ma noi abbiamo gli studenti che ci scrivono di tener chiuso. Li potete trovare facilmente, sapete? Cioè non è che serve che vi diamo noi i riscontri, basta andare per strada e sentite le diverse motivazioni. Tutto qua, se avete domande. Allora,
Tosato, Vanzan, Giacomuzzo, adesso faccio l'ordine io. Bonnet, ho visto. Prego, buongiorno Presidente. Buongiorno. Sta Filippo Tosato del Mattino di Padova. Allora, su questo fronte scolastico pare di capire che il Comitato Tecnico Scientifico, almeno nelle agenzie di ieri, abbia detto che l'indicazione dello stesso CTS e del DPCM del 14 gennaio erano favorevoli ad una riapertura e che i presidenti di regione che avessero agito diversamente assumevano la responsabilità di questa scelta. Ora, al di là dell'esito del ricorso annunciato al TAR, no? Sarebbe eventualmente un accoglimento o produrrebbe, non lo sappiamo, insomma. Comunque quella è una strada di carattere giuridico-amministrativo. Per ciò che la riguarda, lei prende in considerazione una revoca dell'ordinanza di chiusura fino al 31 gennaio al momento? No, al momento no, per un semplice motivo che dobbiamo avere tutto il contesto epidemiologico, perché il CTS rinnova questo aspetto, dice valutando le differenze dei contesti epidemiologici regionali. Poi non ci sono temi minacciosi in questa relazione, perché a leggere le agenzie sembrava che fosse lancia e resta, ma io non ci ho mai creduto per un semplice motivo: il CTS esprime pareri, non può permettersi di dire, e poi le responsabilità ogni governatore se le assume in qualsiasi atto che firma, cioè non serve che qualcuno ce lo ricordi, ma infatti gli atti che si firmano sono tutti supportati da relazioni tecniche. Se la prevenzione del Veneto mi dice guardate che non è ancora utile aprire, bisogna non aprire. Noi abbiamo, ce l'avevo prima, scusate ve la leggo, ce l'ho qua sul telefonino. Ad oggi, un attimo solo, eccola qua. Ad oggi abbiamo 4.778 situazioni scolastiche con almeno un positivo, distribuite tra ovviamente asili nidi, scuole per l'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado. Tanto per prendere le scuole secondarie di secondo grado, ne abbiamo avuti, e poi sono state chiuse, lo sapete, con la zona gialla sono state chiuse, quindi fino a ottobre ne abbiamo avuti 930. Abbiamo bambini o ragazzi positivi, ne abbiamo 5.261, ragazzi che si sono sottoposti a quarantena preventiva dall'apertura della scuola ad oggi ne abbiamo 60.831, esattamente l'8,59% della popolazione scolastica. Poi ve la diamo sta tabellina. La popolazione scolastica è 707.814. 7.814. Il numero di docenti e operatori positivi è di 1.862 su 95.786. Allora 1.862 positivi docenti e operatori su 95.000. E in quarantena sono andati in 11.000. Vabbè, dopo vediamo la tabella così poi ve la avete dati precisi e tutti omogenei, perché qualche dato l'ho arrotondato ovviamente per stare qui, non stare a leggere i decimali. E quindi questa è la situazione. Poi immaginate che c'è questo parere che a questo punto smonta anche la costruzione delle zone, perché la zona gialla prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona arancione prevede la chiusura delle scuole superiori, la zona rossa prevede la chiusura delle scuole superiori e della seconda e terza media. Quindi se tu dici che comunque tutte devono essere riaperte, vuol dire che si rivede anche tutto il modello delle zone, altro aspetto che si apre. Sentite, è brutto da dire, ma la scuola è una condizione di assembramento, no? Allora, c'è un'altra contraddizione: promuovi lo smart working, perché c'è scritto in tutti i provvedimenti del governo, cioè lavoro agile ove possibile, c'è scritto, no?
la pubblica amministrazione dovrebbe essere, cioè, guardate, una forma di lavoro agile e in smart working è quella, c'è la didattica a distanza. Di certo non possiamo chiederlo al muratore o a chi lavora nei cantieri o chi lavora a Fincantieri o altre robe. E questa è la situazione. Adesso cercheremo di capire che evoluzione ha. La situazione è fluida. Ecco, ma in questa fluidità, volevo chiederle questo, lei ci aveva detto mi riservo una verifica sul piano epidemiologico attraverso il Dipartimento Prevenzione il 1° febbraio o insomma o il 31 gennaio, diciamo, prima della scadenza dell'ordinanza. Questa verifica epidemiologica sarà anticipata o procede? Ma noi adesso, guardate, noi abbiamo la riunione stasera, cercheremo anche di capire come si inserirà questo parere del Comitato Tecnico Scientifico, dopodiché nei prossimi giorni la dottoressa Russo ci darà un punto, diciamo, attuale di com'è l'evoluzione. Di certo, ragazzi, allora, se ragioniamo voto per pieno, penso non ci sia nessuno che ci possa dire che il rischio nostro diminuisce o resta uguale aprendo le scuole, aumenta o resta uguale, ma non diminuisce. Quindi un positivo in più lo facciamo, non uno in meno. E noi partiamo da questo presupposto. Insomma, abbiamo avuto mesi difficili, cioè vorremmo cercare di portare alla totale sanificazione questo Veneto, però sapete, ci hanno detto fino a una settimana fa che c'è la terza ondata, abbiamo consulenti del ministro che parlano di lockdown pubblicamente, abbiamo riferimenti a restrizioni di tutti i tipi anche a livello nazionale, adesso ci viene detto che la scuola comunque è fuori da ste robe, vabbè. Però i ragazzi non hanno colpe, il problema è che diventano dei carrier, no? Diventano dei trasportatori del virus da una famiglia all'altra, è inevitabile, perché quando tornano a casa non si mettono la mascherina, giustamente, perché sono conviventi dei propri genitori, dei propri nonni, e magari si portano a casa il virus perché se lo sono beccati magari a qualche collega. Un'altra cosa, un'altra osservazione sull'altro tema che lei aveva sollevato, ovvero quello dei vaccini. Dopo la decisione unilaterale Ecco, francamente è incomprensibile la ratio, per cui abbiamo cercato di comprendere i criteri, ma dal commissariato all'emergenza dicono che questi lotti arrivano direttamente dalla casa produttrice ed è la ratio della distribuzione per regioni è francamente incomprensibile. Guardate, allora noi sta settimana faremo con non poca fatica i richiami. Vuol dire che quella settimana di esultazione che abbiamo avuto a fine anno, ve lo ricordate, del 27 dicembre, no? L'anticipazione di una settimana nelle vaccinazioni ce la siamo persa tutta. E se la prossima settimana non arrivano i vaccini abbiamo perso, c'è un disastro ben fuori, e non riusciamo neanche a fare i richiami. Senta, io insisto sempre su questo aspetto, ma non per spirito pessimista, ma perché francamente vedo dei numeri che sono... Non riesco a comprendere materialmente come sia possibile, con le forniture garantite all'Italia, rispettare il programma che è stato indicato. Non lo so. Francamente non... proprio sul piano dei numeri... ma devi considerare che le forniture nel piano nazionale della vaccinazione prevedono Moderna, prevedono Pfizer e AstraZeneca, che male che vada il 29 dovrebbe avere l'espressione dell'EMA, probabilmente anticiperanno a questo punto, visto anche sti casini. Però certo è che noi non possiamo fare i richiami con l'AstraZeneca, uno che ha fatto il Pfizer. Questo è il problema. Ma non sarebbe il caso, ma questo voglio dire, ovviamente prescinde dalle sue facoltà e dalla sua volontà, ci mancherebbe, ma sto facendo proprio un discorso di sistema paese e di dotazione di vaccini e di sostenibilità del piano. Non sarebbe il caso di ammettere che il traguardo di settembre è un traguardo ottimista? No, perché se arriva AstraZeneca le quantità che ci prospettano sono quantità che vanno sicuramente a coprire. Però ad oggi noi, insomma, sentite, abbiamo avuto sto buco di una settimana con un taglio del 50%, adesso vanno chiarite le situazioni.
I cittadini devono essere vaccinati, o chi vuole vaccinarsi deve avere la possibilità di vaccinarsi. Si aspetta che qualche regione ceda una quota dei suoi vaccini? Mi aspetto che ci sia un minimo di condivisione, anche perché non è che abbiamo colpe noi gruppo di regioni che chissà per quale motivo. Qualcuno mi dice che il principio, qualcuno lo dice, che il principio sia stato quello di garantire una scatola ad ogni ospedale. Se è vera sta roba forse tornano i conti, non lo so, chiedetelo a Pfizer. Grazie. Allora Vanzan, poi Giacomuzzo, Bonet, Prigioni, Parisi, Moscati, Pettenò. Non ho capito se la Bettini aveva alzato la mano o no. No, bene. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Torno sul discorso della consegna della fornitura dei vaccini. Lei ha detto che si aspetta un minimo di condivisione da parte delle altre regioni, ma se è Pfizer a consegnare direttamente alle singole regioni, come può esserci questa condivisione? No, potrebbe esserci lo strumento del prestito, no? Ad esempio. Del prestito, scusate, di una equa distribuzione del prestito. Se abbiamo il prestito siamo punto a capo. Che ci sia una redistribuzione a livello nazionale, ma questa è una regia che deve curare il governo, il Ministero della Salute, il dottor Arcuri. Dopodiché se qualcuno dice i vaccini sono miei e non si toccano, pazienza. A proposito noi abbiamo una memoria di ferro. Lei dice noi in un modo o nell'altro ci tuteleremo, e cioè ha in mente... Ma guarda, adesso noi dovremmo capire, anche perché dall'altro non abbiamo un interlocutore che è il cittadino che ha diritto a essere vaccinato. E se da un lato magari il cittadino, diciamo, che non ha avuto la prima vaccinazione, la prima dose, può accampare dei diritti ma fino a un certo punto, dall'altro c'è chi ha avuto la prima dose che ha il diritto ad avere la seconda. Adesso per carità si dice che i 21 giorni è un termine indicativo, sarà anche così, ma c'è scritto 21 giorni però sul bugiardino, non è che adesso diventa 21 mesi. Quanto riguarda la scuola, Presidente, quindi l'unica possibilità per il partito, tra virgolette, che vuole la riapertura delle scuole è che il TAR accolga il ricorso che è stato presentato al momento? In questo istante sì, dopodiché valuteremo la condizione epidemiologica, cerchiamo di capire bene l'impatto di questa circolare, perché se è vero che il Ministro ha chiesto un parere, è altrettanto vero che il Ministro dovrà dirci, perché non siamo tenuti a sapere che il Ministro ha chiesto un parere, al di là. Io capisco che c'è la comunicazione di mezzo, no? Ci siete voi, le agenzie di stampa, ma la forma è anche sostanza nella pubblica amministrazione. Immaginiamo per un attimo che non ci fosse la comunicazione, il Ministro ha chiesto un parere, punto. Noi non siamo tenuti a saperlo che l'ha chiesto. No, il Ministro dovrà notificarsi il parere, dovrà fare un'ordinanza per rafforzare il parere. Speranza, non è che può pensare che noi abbiamo letto l'agenzia e andiamo a recuperarci il parere perché abbiamo letto l'agenzia. Se ha chiesto lui il parere dirà perché lo ha chiesto e dirà quali sono le sue considerazioni finali. Noi ci aspettiamo un provvedimento del Ministro, che può essere un'ordinanza, che può essere una circolare, che può essere la trasmissione ufficiale del parere, ma essere ridotti a doverlo chiedere decisamente no. Non è che posso andare a chiederlo all'ANSA il parere. E invece per quanto riguarda il bollettino e i dati che c'è stato mandato il parere stamattina ufficialmente dal dottor Miozzo, che ringrazio, su nostra richiesta. Ce l'abbiamo chiesto noi stamattina presto. Eravamo pronti con una PEC e ci ha detto che ce lo mandava subito. Infatti ce l'ha mandato. Bollettino, Presidente, lei ha detto stiamo aspettando un allineamento informatico tra le regioni e questo è il motivo per cui nel bollettino nazionale, quello che esce ogni pomeriggio, sono a zero. I dati della mattina, risulta che dai test rapidi antigenici ci siano 0 positivi. Lei dice no, non è così. E ha detto noi ce li abbiamo, ce li può dare? Sono questi che avete visto, il dato accumulato è questo. No, ma il dato di ieri. Il dato di ieri bisogna che lo chiediamo. Lei ci ha dato 3 milioni di molecolari, 2 milioni di rapidi totali. Ieri volete i positivi sui... Ma se è possibile, era una richiesta che avevamo fatto anche in passato, se è possibile sapere sui 998 positivi delle ultime 24 ore, pari al 5,4%, quanti da tamponi rapidi e quanti da molecolari. Lo chiediamo. Grazie. Spero ce li abbiano. Perché il dato accumulato ce l'abbiamo, però lo chiediamo Carlo, se ti ricordi. Li abbiamo adesso si può fare l'estrazione. E Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Buongiorno.
Può spiegare meglio il concetto di come Pfizer salti a pie pari adesso Arcuri per la distribuzione dei... L'ha sempre fatto. L'ha sempre fatto anche la gestione della distribuzione è diretta Pfizer su regione, non su governo, in virtù di un contratto che ha col governo. Fondamentalmente immagino che il governo abbia fatto un contratto di fornitura, gli abbia anche detto oltre a questo mi fai anche la fornitura in loco per evitare di dover stare a gestirsi tutto. Cioè, mi ricorda l'assessore che solo il primo giorno, quello del Vax Day, definiamolo così, era stato accentrato, quello delle macchine che arrivava con le forze dell'ordine. Pensavo che poi avessero proseguito così. Invece sul tema delle scuole, ma che cosa presenterà, che tipo di posizione assumerà questa sera nei confronti dei suoi colleghi? Ma guardate, proposte avanzerà? Ma intanto sento i colleghi, ma quelli che ho sentito sono abbastanza arrabbiati, no? Perché voi poi mettiamoci nei panni dei genitori e delle famiglie, no? Apri, chiudi, organizzazione familiare, eccetera. Ma dall'altro mettetevi nei panni di chi deve garantire la salute pubblica, che vede scritto tutto il contrario di tutto. Cioè, vi ricordo che le scuole dovevano aprire il 7, poi sono state procrastinate al 18, noi nel frattempo correttamente, prima del 7, 4 giorni prima, abbiamo fatto un'ordinanza dicendo si apre il 1 febbraio in virtù della relazione della prevenzione, del parere degli scienziati. Adesso ci dicono che sostanzialmente il parere che hanno dato gli scienziati, Burioni che ha dichiarato più volte, professor Ricciardi, professor Burioni, professor Palù, a questo punto sono smentiti dal parere del CTS. Ragazzi, sono gli stessi magari che hanno chiesto il lockdown, mettetevi nei nostri panni. Però quelli che poi vanno in procura a rispondere siamo noi. Capito come funziona in Italia? Tutti parlano e uno paga. Bonnet. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Bonnet, Corriere Veneto, 2 domande. Allora, la prima è sul tema dei tamponi. Magari è una mia impressione, per cui chiedo un conforto su questo, ma che negli ultimi giorni il numero dei tamponi che sono stati fatti sia molto sceso, cioè siamo passati da 50.000 circa a 25.000 mi pare oggi tra molecolari e rapidi. Questa cosa qua ha delle ragioni? Penso al nuovo protocollo della scuola, penso anche banalmente alla curva dei contagi che si è abbassata. No, allora la curva dei contagi sta pesando, perché voi sapete che il tampone, il pesce pilota del tampone è il contatto stretto, per cui più contagi hai, più incidenza hai, più ampli. Però il vero tema è che il fine settimana è sempre così. Se voi guardate le curve e gli andamenti delle curve, il fine settimana si abbassa il numero di tamponi, per ovvi motivi. Però penso che noi saremo sempre nell'ottica sui 50.000 al giorno. Quindi è solo un tema statistico. Sì, ma è tutto il fine settimana così. Come leggevo anche su altri giornali che c'è questo tema di Covid point che si stanno svuotando, cioè in maniera empirica si ha la percezione che... No, la percezione, allora, sentite, la percezione è più che una percezione, c'è. Dopodiché, come ripeto, stappare le bottiglie e far festa, no? Perché comunque noi abbiamo preso in carico anche ieri persone in terapia intensiva, giovani. Dico anche un'altra cosa che ho pensato, magari è già corretta, magari è sbagliata, che una parte del personale è stato giocoforza anche distolto dai tamponi, attenzione, per fare i vaccini, perché alla fine poi sempre quello è il personale. No, perché guarda, siccome stiamo vaccinando ormai praticamente da 20 giorni, anche più, e se andate a guardare il numero di tamponi quotidiano, non giustifica questa lettura, perché noi abbiamo continuato a fare 55-60.000 al giorno. Considerate che noi tutta l'attività di screening in casa di riposo continua, ce la facciamo ogni 4 giorni il tampone rapido in casa di riposo agli operatori. Ok, poi la seconda domanda invece torno sempre sul caso Pfizer, cioè quello che non riesco a capire, al di là del contratto di fornitura, come Pfizer possa arrogarsi il diritto di condizionare il piano di sanità pubblica essendo un privato, decidendo lei in quale misura, perché capirei un taglio lineare, taglio fornitura del 10%, ma che sia Pfizer a decidere che il Veneto ne ha 50% in meno. Ecco, questo tema credo che... È la stessa domanda che ho fatto al dottor Arcuri. Perché sono dei privati. Mi ha risposto, hanno deciso loro. Ma ripeto, il governo deve andare a vedere il calo di forniture negli altri paesi, perché se non c'è calo di forniture, che già è grave, vuol dire che qualcosa non torna, perché allora è una questione di potere contrattuale di questo paese.
Certo, ma credo anche che ogni paese sia poi libero di decidere l'eventuale taglio assolutamente sì sul territorio, cioè che sia Pfizer a decidere sai, qui sì, qui no. A me sembra anormale tutto sto rapporto, no? Che questi tagliano arbitrariamente e decidono arbitrariamente a chi darli. Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Lei diceva che nel bugiardino c'è scritto che bisogna farlo il richiamo dopo 21 giorni. Lei diceva che probabilmente la prossima settimana, se non arriva la fornitura, c'è il rischio di compromettere alcuni richiami. Dalla vostra comunità scientifica che indicazioni ci sono? Cioè che massimo ritardo si potrebbe avere per un richiamo? Allora, io il bugiardino non l'ho mai letto. I nostri clinici ci dicono che c'è scritto 21 giorni. Allora, se c'è scritto così, uso il condizionale, se è perentorio, bisogna farlo 21 giorni. Dopo è vero che ci sono, ci sono articoli scientifici che parlano del fatto che comunque non sono i 21 giorni che danno o meno l'efficacia, ma si può fare anche più avanti, però se c'è scritto 21 giorni bisogna farlo. Immagina di essere te al posto del vaccinato, hai fatto la prima dose e dice scusa, 21 giorni no, torni a casa perché non ci sono più vaccini. Sembra uno scherzo. Quindi potrebbero arrivare magari delle dosi da altre regioni che hanno meno richiami da fare e blocchino la vaccinazione? Io penso che tutte le regioni italiane questa settimana debbano, se il Paese pensa che ci sia anche un'operazione di equità, dovrebbero garantire le seconde dosi a chi ha bisogno della seconda dose, ma se hanno surplus è giusto che si aiutino le regioni che vanno in difficoltà perché gli hanno fatto un taglio da paura. A noi è tagliato 1 su 2, noi siamo passati a 48.000 dosi, flacone da 6 dosi, a 22.230 dosi. Voi fate programmazione in un sistema così. Da noi non si vaccina più, che sia chiaro, solo richiami. Questo vuol dire che i nonni delle case di riposo, quelli che dovevano, e stiamo entrando anche con Moderna nelle case di riposo, ma quelli che dovevano fare il vaccino, siamo veramente presi. Mi scusi Presidente, a proposito, proprio una richiesta arrivata adesso. Lei ha esordito dicendo che questi ci stanno creando danni proprio sul piano della pianificazione del programma. È vero? Ci sono lettere in partenza, lettere inviate, appuntamenti che devono essere magari corretti in corsa? Sì, probabilmente alcune verranno richiamate, nel senso che si dovrà sospendere. Adesso tutto dipende. No, ma lo dicevo perché così la gente insomma magari... La gente se non ha comunicazioni segue l'appuntamento che ha. Peraltro tutti appuntamenti, ricordiamolo, di richiami, perché adesso iniziamo la parte grossa dei richiami della seconda dose. Però capite che tutto dipenderà da se ci confermano o no la fornitura di lunedì piena, perché se non ci confermano il pieno sono guai. Comunque diciamo che le lettere di invito dovrebbero riguardare soltanto i richiami. No, riguardano anche vaccinazioni di prima dose. Però ovviamente soprattutto richiami, perché calcolavamo di avere i 48.000 per richiami. Faremo quello che c'è da fare, però si sappia che i disservizi non dipendono da noi. Io avevo un'altra... Considerate che io faccio fatica anche a parlare di questa roba, non ho un contratto, non ho firmato niente. Vi ricordate quando dicevamo che sarebbe bello andarci a ricomprare? Però questi sono i risultati. Avevo un'altra domanda. Sì, scusami. No, si figuri di confusione. Lo spostamento tra regioni per andare a raggiungere la seconda casa, se non ci sono motivazioni di necessità, si può, o come dice il governo, non si può come dice il DPCM? Ma guardate, deve essere chiarita secondo me formalmente dal governo. O la fanno con una FAC e si assume la responsabilità della FAC, o la fanno con un'ordinanza, ma effettivamente questa è un'area grigia, no? Nel senso che c'è dibattito nell'interpretazione, non dibattito se è giusto farlo o non farlo. Però deve essere il governo a chiarirla sta roba. Io ne ho parlato anche stamattina alla nostra avvocatura, però è fondamentale, siccome è una scelta, non è un'interpretazione, bisogna che sia chiarita. Grazie. Prego. Parisi.
Buongiorno a tutti, Buongiorno. buongiorno Presidente. La testata. Anna Maria Parisi, ce ne Gruppo Media dimentichiamo Nord-Est troppo TV. spesso. Dunque, per quanto riguarda i vaccini, un paio di domande. Le scorte che sono state messe da parte per il richiamo, quanto ammontano? Cioè quante sono le persone che possono contare sul richiamo? Quelle di questa settimana non hanno problemi. Cosa? 40.000? 40.000 o anche di più. Sì, noi ne facciamo vaccini, E la prossima settimana dobbiamo avere i vaccini, se no... Ovvio che se sta settimana si va in un riequilibrio, abbiamo un po' di più polmone per la prossima settimana, no? Funziona così. E poi per quanto riguarda la possibilità di agire per vie legali, diceva ci stiamo pensando. Sì, sì. Quindi se Pfizer potrebbe essere citata per danno ingente alla Guardate, adesso l'avvocatura sta facendo un approfondimento, mi fermo qui. Si sta valutando comunque anche... Noi non siamo titolari del contratto, deve essere chiaro questo. Non abbiamo noi un contratto di fornitura. Però avendo un rapporto diretto con le regioni, no, in questo senso, per i vaccini che arrivano direttamente alle regioni, allora le regioni si potrebbero muovere in questo senso, no? Mi immagino di sì, ma è rimesso tutto all'avvocatura. E poi ci arrivano delle segnalazioni in redazione da molti del settore del fitness, molte proprietari di palestre dicono che la loro situazione ad oggi è una tragedia. Il DPCM è un copia e incolla dei precedenti non curanti delle categorie compromesse, chiedono se la Regione si può fare portavoce, latore di una mozione per la riapertura. Ma noi ne abbiamo parlato anche all'ultima riunione di vedere, di allentare rispetto ad alcune attività. Ci sono stati dei colleghi che hanno condiviso ad esempio l'idea di pensare che la palestra possa quantomeno riaprire con il personal trainer e quindi che si possano fare le lezioni, non so, anche quelli che fanno per la riabilitazione. Io lo so che la riabilitazione è contemplata, esatto. Però in palestra ci vanno anche categorie che magari hanno bisogno di fare attività fisica individuale, ma sono molti settori, ma sono quelli anche degli spettacoli viaggianti, cioè noi ci siamo dimenticati che quelli che portavano le giostre e gli spettacoli viaggianti che vivevano di sagre e di fiere sono fermi da un anno ormai. Ci siamo dimenticati che tutto l'intrattenimento, le discoteche, i ristoranti, i bar, le palestre, ma anche pensate a tutti quei negozi che con le chiusure dei confini comunali non lavorano più. Però si dice che la scuola può aprire. Siccome è un fatto di umano, no? di quanta umanità si sposta, ecco, il ristorante deve stare chiuso, ma la scuola può aprire. Se mi spiegate qual è la differenza, no, attenzione, non dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista epidemiologico, perché chiedono se possono essere equiparati ai servizi alla persona, ad esempio al pari delle estetici. L'ho detto come si può dire, indirettamente nel dire che, però sapete, noi siamo in una condizione oggi in Veneto che la preoccupazione principale è quella di svuotare gli ospedali e pian piano si sta attuando. Dopodiché cercheremo di capire, perché i danni psicologici ce li hanno anche i nostri imprenditori. Abbiamo Moscati, Petenò e poi non avrei altro, è Avanzano. Sì, buongiorno Presidente Moscati, Nuovo Terraglio. E niente, tornando sui vaccini, io proprio tempo fa le avevo chiesto che margini di autonomia avesse la Regione riguardo ai vaccini, in particolare siccome lei aveva detto i frigoriferi li abbiamo comprati, le siringhe le abbiamo comprati eccetera, se c'erano dei margini anche per i vaccini. Lei aveva risposto no. Ora, a questo punto, e vista la situazione com'è, e visto il fatto che tra poco saranno in libera vendita, non dico in Italia, ma sicuramente in qualche paese limitrofo, sicuramente, perché già si sente tutto ciò, si sente che si sta muovendo, per aggirare l'ostacolo non ci sono altre possibilità? E poi l'altra cosa, l'altro giorno ci ha detto che erano arrivati i vaccini di Moderna e che venivano distribuiti agli over 80. Questi vanno avanti? Sì, sì. Cioè, sono stati somministrati. Ah, sono già stati somministrati. A casa di riposo.
Ok, però c'è case di riposo dove comunque si poteva somministrare. Ok, ecco, e poi le faccio anche questa, siccome sempre nell'ambito dei vaccini, l'altro giorno avevo appunto, sembrava quasi che me la sentissi, avevo chiesto al dottor Flor se non era il caso, se ci potevano essere dei problemi con i richiami, con le forniture eccetera. Lui aveva detto no, e poi invece sono successe queste cose. Adesso proprio oggi, stamattina, si parlava addirittura che a livello internazionale si dice che il tempo tra la prima vaccinazione e la seconda e il richiamo è stato spostato addirittura, io ho fatto il calcolo, 120, insomma 3-4 mesi, adesso non mi ricordo, era in giorni. Stanno appunto trovando una soluzione a questo. Ecco, e pertanto mi domando se anche voi state valutando insomma queste due cose. Allora, no, noi applichiamo le regole che sono stabilite nell'autorizzazione AIFA rispetto alle vaccinazioni, al vaccino che viene autorizzato, EMA e AIFA. Per questo ho voluto invitare il professor Palù venerdì. Per quanto riguarda l'acquisizione diretta o anche diciamo un po' avventuriera su mercati fuori, al momento è impraticabile, perché il vaccino ce n'è di meno di quello che viene richiesto dalle singole comunità, per cui nessuno te lo cede. Cioè che vai, in Austria ti danno un bancale di vaccini, no, magari fosse così, ce ne andiamo a comprare. Noi abbiamo tentato di tutto, non se ne trovano. E considerate che Biden ha detto che in 100 giorni va a fare 100 milioni di vaccini, quindi che sarà un sacco di vaccino che gira negli Stati Uniti. Per cui praticamente la ditta sta facendo ovviamente delle forniture, ha privilegiato altri. Non lo so. Io so che ci hanno tagliato il 53% che è sufficiente. Grazie. No, e poi Vanzan e chiudiamo. Parisi. Prego, siamo qua apposta. Le faccio magari ripetere delle cose che ha già detto Presidente. Ma, capisco l'esigenza. Torniamo, riprendo dalla scuola, ecco. Sulla scuola c'è una decisione, ci potrebbe essere una decisione del TAR. A quel punto la Regione che fa sulla scuola, è perché lei insiste sul fatto che il dato sanitario è decisivo per la decisione che lei ha preso di mantenerla chiusa fino a fine gennaio. Allora, l'apertura o la chiusura della scuola è strettamente legata ai dati sanitari e alle relazioni della prevenzione. Per quanto riguarda il TAR dovremo vedere qual è la qualità del ricorso, portare le nostre argomentazioni ed eventualmente poi vedere le argomentazioni di una sentenza che può essere anche a favore, non solo contro. Ma però se ci fosse il TAR decide in ogni caso rispetto dal punto di vista giuridico sulla decisione di un'ordinanza regionale, può annullare l'ordinanza regionale anche su un tema sanitario come questo? Beh, in una regione come il Veneto, con questa situazione epidemiologica, è ovvio che il giudice amministrativo si assume una grande responsabilità e quindi noi dovremo vedere, qualora decidesse di farci riaprire, anche quali saranno le motivazioni di natura sanitaria, perché non le possiamo solo ricondurre al diritto di avere una scuola in presenza, che è un diritto assolutamente insindacabile, ma io spero che venga valutata la situazione sanitaria e siamo a disposizione del giudice amministrativo con i nostri tecnici per spiegare la situazione sanitaria. Sulla scuola ovviamente c'è un grande dibattito, lei ben lo sa, della questione giusto riaprire perché i ragazzi altrimenti non hanno la possibilità di avere un'attività didattica frontale con gli insegnanti e questo viene a colpire una grande parte di studenti. Lei dice però prevale l'aspetto sanitario. In queste contraddizioni, in questo dibattito, lei cosa può dire ancora di più su questo aspetto? Cioè, cosa ritiene importante? La scuola è un aspetto essenziale, ma cosa si può fare in una fase di questa situazione epidemiologica che c'è anche in Veneto? Ma guardate, partiamo da un presupposto, che il DPCM parla di scuola al 50% in presenza. Vuol dire che il DPCM dice che c'è un problema sanitario in questo paese, se no direbbe scuola al 100%. Da qui si capisce che la verità nessuno ce l'ha in mano, quindi bisogna basarsi solo su condizioni e su relazioni che parlino dell'aspetto sanitario.
Sui vaccini, la questione dei vaccini è una questione appunto a livello in cui la Regione non può intervenire, lo spiegava, ma è però una questione europea, perché la partita è decisa a livello europeo. Allora che deve intervenire? Il Paese, l'Italia, l'Europa sulle pressioni da fare per quanto riguarda la mancanza, lo stop all'arrivo di vaccini dalla Pfizer? La provvista è una provvista contrattata con l'Europa e poi regolamentata contrattualmente da ogni singolo paese, da ogni singolo Stato membro. Oggi noi dovremmo ad esempio capire se gli altri paesi europei hanno avuto decurtazione come le ha avute l'Italia. Riguarda solo la Pfizer o sugli altri vaccini delle altre società che devono far arrivare, perciò per quanto riguarda il piano over 80 prosegue senza problemi, perciò? Sì, considerate che le forniture di Moderna ancora in questo momento sono basse, perché la fornitura nazionale è di 100.000 vaccini per gennaio e 600.000 vaccini per febbraio. Pfizer invece si era impegnato per 470.000 vaccini a settimana. Pfizer ha detto che entro la settimana dovrebbe risolvere il problema, così ho letto. Aveva detto anche che ci dava tutte le settimane i vaccini Pfizer. Secondo lei è solo un aspetto tecnico o ci sono altri aspetti dietro a questa scelta di Pfizer? Non lo so, perché io il signor Pfizer non l'ho mai visto in faccia. Allora avevamo ancora una Vanzani e ancora una Parisi. Presidente, scusi, voi ogni giorno come Regione ci mandate una tabella sulla quantità di vaccini che vengono somministrati. Sì. Quella di ieri sera riepilogava che la prima e la seconda fornitura dava il 100%, cioè il Veneto aveva fatto il 100% delle iniezioni, e la terza fornitura il 67,9%. Per l'accantonamento. Esatto. La percentuale invece del totale di dosi somministrate in Italia è 9,3%. La domanda è, lei, visto che ha parlato con il commissario per l'emergenza Arcuri, ha fatto presente che il Veneto ha somministrato il 100% da una parte e il 68% dall'altra, e che nel resto d'Italia neanche il 10%, e che quindi forse nel resto d'Italia ci sono tante dosi di vaccini? Ma l'ho fatta presente al punto tale che da 3 settimane che si discute su una mia proposta di garantire, se ricordate ve l'avevo accennato, di garantire esempio 2 settimane di magazzino ad ogni regione, e tutto il surplus non diventa più magazzino ma viene redistribuito per calibrare in base alla capacità vaccinale, però si rischia che si creino magazzini assurdi a livello nazionale. E devo dire a onor del vero che il dottor Arcuri nell'ultima riunione la scorsa settimana ha portato la proposta in discussione e ci siamo dati ci ha chiesto una settimana di tempo per renderla operativa. Poi è successo quel che è successo, poi non ce ne sono più. Senta, invece, ipotizzando che i vaccini ci siano almeno per i richiami per il personale sanitario, chi è una curiosità che arriva anche da personale sanitario stesso, chi fa il vaccino primo e secondo dose, poi deve fare lo stesso il tampone? Dobbiamo chiederlo, però nell'ottica dello screening perché no? Rappresenta anche fra virgolette uno studio epidemiologico, così evitiamo anche leggende metropolitane, no? Si era infettato, aveva il vaccino, vediamolo. Visto quindi verificherete se farlo? Se dovessi decidere io o dare la mia opinione, io lo farei comunque, a tutti con lo screening a prescindere, così abbiamo anche più dati sull'efficacia del vaccino. È pur vero che ogni tanto ci arrivano notizie, aveva fatto il vaccino e poi si è infettata, erano positivi. Vi ricordo che la prima dose non dà una copertura al 100%, cioè è super fiacca la prima dose, è la seconda che dà la botta di produzione anticorpale, per cui uno può vaccinarsi dopo 10 giorni e infettarsi. Cioè, la percentuale è l'80% di possibilità di infettarsi rispetto a prima che era al 100%. Con la seconda dose in teoria c'è una risposta al 95% e quindi hai solo il 5% di possibilità, ve la traduco, 5% di possibilità di infettarti, ma ti potresti sempre infettare. Parisi, poi chiudiamo. Ah no, Filippo, una battuta. Presidente, Doveva scrivere un libro, Filippo. Un diario. Tornando alla scuola e al ricorso al TAR, non ho capito, forse l'ha detto e me lo sono perso. Da dove è partito questo ricorso? No, non l'ho detto proprio, non lo so.
perché abbiamo sentito il comitato priorità alla scuola e dice che non l'ha presentato, quindi volevo capire... Ci sarà qualche benefattore che l'ha fatto per loro, senza dire niente. Non si sa da quale non città... lo so, no. Al di là delle battute non lo so. Ma guardate che è un diritto ricorrere. Cioè, quindi, anzi, io dico, piuttosto che stiamo qui a discutere e sembra quasi una contrapposizione, il giudice amministrativo è titolato per esprimere un parere che io chiedo che sia espresso in virtù anche dell'aspetto sanitario, che non sia solo roba da legulei per stare lì a parlare di cavilli, di DPCM. Tosato e chiudiamo. Sì, lettera di un gruppo di familiari che hanno dei genitori nelle case di riposo e che hanno appreso che tra gli operatori delle case di riposo diciamo, il rifiuto del vaccino si attesterebbe intorno al 20%, non proprio poco. Queste persone fanno presente che è un diritto rifiutare il vaccino, però è anche un diritto da parte loro mantenere i familiari, i genitori al sicuro da persone che non sono coperte. Non mi pare un problema banale questo. Lo dice, ne parla l'assessore che segue le case di riposo, anzi le segue da vicino. No, allora la vaccinazione non è obbligatoria, quindi è un diritto. Oggi non mi risulta che ci siano nessuna obbligatorietà di nessun tipo e che non scattino neanche provvedimenti, almeno su questo insomma non mi sembra che abbiamo sempre sentito questa cosa qui. Noi stiamo cercando di fare una campagna con le associazioni che gestiscono le strutture e farò un incontro fine settimana. Anche i sindacati si sono resi disponibili per cercare di far passare il messaggio che è bene, visto che sono ambienti che devono essere protetti, che ci sia una forte adesione massiccia alla vaccinazione. Però oltre questo non abbiamo nessun'altra arma. Sì, dopo direi che se la popolazione aderisse non all'80 ma anche al 70% avremo l'immunità di gregge, per cui comunque se possiamo dare una rassicurazione è altrettanto vero che già se sono vaccinati tutti gli anziani abbiamo il primo obiettivo raggiunto. Se poi vacciniamo anche gli operatori meglio ancora, perché riduciamo drasticamente. Se poi restano anche in pochi è meglio che restino in pochi piuttosto che in tanti da vaccinare. Sì. Bene, grazie. C'è Anna Maria Parisi. Scusa. Per l'assessore Lazzarin dopo. L'assessore Lazzarin, prego. Ecco. Sì, Assessore, buongiorno nuovamente. Ci arriva una segnalazione tra le tante, abbiamo scelto questa, da Fonte, quindi in provincia di Treviso. Ci scrive una famiglia che dice che ha il fratello di 35 anni che è in attesa da 6 mesi di un'operazione di nefrostomia ad un rene. E dice che questo intervento doveva essere fatto già 6 mesi fa, visto che la sacca che sta indossando deve essere tolta ogni 6 mesi, quindi con questa cadenza. Però prima a settembre l'intervento è stato ogni volta posticipato e quindi dice che il fratello è in condizioni molto disperate, anche perché... Ma posticipato, scusa, in che ospedale? È stato all'ospedale San Bassiano, perché è stato posticipato prima il 2 novembre a causa di uno sciopero degli operatori di sala, poi il 29 dicembre a causa di chiusure dei reparti come a settembre. Io quello che posso dire mi sembra strano, perché un'operazione di questo tipo rientrava nelle operazioni che comunque non sono le operazioni sono programmate ma urgenti in un certo senso. Gliel'hanno posticipata più volte. Se abbiamo riferimento provo a fare una verifica puntuale. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie, buongiorno, buon lavoro. Carlo, ricordati la circolare.
maggiori, quindi è stata espressa questa forte preoccupazione. C'è l'altra grande questione, naturalmente l'altro argomento di oggi, ne abbiamo parlato in apertura di questa edizione del nostro telegiornale, quindi il discorso del Premier Conte alla Camera, Premier che si è appellato ai costruttori in un momento, ha detto così, cruciale per una crisi che ha definito senza fondamento. Per parlare di questo vedo che l'abbiamo già in collegamento, il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, ecco, non so se abbia avuto modo di sentire il discorso del Premier Conte alla Camera questa mattina, domani se ne parlerà al Senato. Insomma, Conte non ha negato che ci siano stati degli errori, ma ha difeso l'operato dell'esecutivo che ha fatto del proprio meglio, ha detto, anche per imprimere in Europa una svolta irreversibile per la crescita e la lotta al Covid. Vedremo insomma poi come andrà questa sera con le votazioni, poi le maggiori preoccupazioni per la fiducia sono per domani al Senato. Innanzitutto lei che impressione ha avuto da questo discorso del Presidente Conte? Vede, errori soprattutto in un momento così drammatico di pandemia del tutto nuovo, drammaticamente nuovo per tutti i paesi del mondo, succedono, accadono, si fanno, e quindi certamente nessun governo, e nemmeno questo, ha fatto le attività in modo perfetto, ma non era nemmeno pensabile una cosa di questo tipo. Io credo che questo governo ha fornito il massimo dell'impegno, e devo dire anche dei risultati, perché i risultati stessi contro la pandemia sono stati apprezzati. È stato il primo governo a livello mondiale che ha attivato un lockdown che poi è stato copiato, a parte la Cina, che poi è stato copiato da tutti gli altri paesi occidentali, e è stato messo anche a disposizione uno sforzo economicamente mastodontico, perché 140 miliardi di euro in pochi mesi oggettivamente è stato uno sforzo incredibile messo a disposizione. Quello che non è assolutamente pensabile adesso è mollare le redini di guida di un governo, lasciare il nostro paese senza governo in un momento come questo. Questo sarebbe incomprensibile, sarebbe anche molto grave, sarebbe deleterio. Cioè, mentre i nostri cittadini stanno compiendo dei sacrifici grandi, inenarrabili, le imprese, le famiglie, le persone, gli studenti, gli anziani, i medici, tutti gli operatori sociosanitari e via dicendo, cosa facciamo noi? Facciamo i giochini all'interno del Parlamento perché qualcosa si poteva fare meglio oppure peggio. Sempre si può fare meglio e sempre ci si mette a disposizione per un miglioramento della propria azione, ma una cosa è questa, è una cosa per saltare il governo in un momento così. Io ritengo sia stato un errore questa operazione, e ritengo che il messaggio di oggi, di aprire anche la strada a una nuova, alla nuova rilancio di questo governo in termini riformisti, di costruzione, di rilancio dell'economia, di lotta al coronavirus, di progetto europeista, sia stato assolutamente sensato. Ecco, ma secondo lei ci saranno i numeri per una nuova maggioranza stabile? Ci saranno sicuramente i numeri per la nuova, molto probabilmente i numeri per la nuova maggioranza, perché il voto appunto non prevede la maggioranza assoluta. La sua domanda è molto pertinente. Noi però non possiamo pensarci di avere solamente i numeri, magari più 1, più 2, più 3 il Parlamento per mantenere in piedi il governo. Noi abbiamo una grande responsabilità di tenere in piedi una nazione in un momento di drammatica sofferenza, con la necessità di un grandissimo rilancio, di far vedere la luce in fondo al tunnel. E quindi questo dobbiamo fare un governo forte. E per questo l'appello a mettere insieme tutte le forze che vogliono dare una mano in questa direzione. Esattamente come ha detto il Presidente Mattarella, tutti i costruttori si mettono insieme, a prescindere dalle divisioni che sono giuste, sono il sale della democrazia, ma in momenti drammatici come questi ci si mette insieme, e una volta superata questa drammaticità anche le divisioni che fanno bene alla democrazia e allo sviluppo anche economico e sociale. Ecco, secondo lei c'è la possibilità di una nuova apertura a Renzi anche?
Qualcuno dei suoi sembra potrebbe rientrare, insomma, o comunque votare la fiducia. Certo è che insomma i numeri complessivi per la maggioranza assoluta sono diversi. Ma l'appello che ha fatto il Presidente Conte è un appello a 360 gradi fatto a tutti i parlamentari. Quindi tutti i parlamentari di tutto l'arco costituzionale che ritengono che nel momento di questa grandissima emergenza ci si debba mettere insieme all'interno degli elementi, diciamo, programmatici che ha definito, sono i benvenuti. Ecco, sembra in queste ultime ore che tutta l'attenzione, diciamo, di Renzi si sia concentrata soprattutto sul MES, no? Questa richiesta del MES che la maggior parte invece delle altre forze di governo, almeno in questo momento, sembra non volere prendere. È proprio questo il vulnus, secondo lei, della questione? Insomma, nelle ultimissime ore sembra che Renzi abbia aperto a una possibilità di rientrare qualora si decida di prendere il MES. Guardi, innanzitutto iniziamo a dire che con la gestione attuale di questa pandemia il MES, anche se fosse stato attivato, di fatto non avrebbe cambiato assolutamente nulla. Detto anche questo, io sono sempre stato e sono ancora a favore del MES, cioè ritengo che l'Italia debba utilizzare questo strumento, che è uno strumento importantissimo che mette a disposizione decine di miliardi per la nostra sanità, per potenziare i servizi sanitari di base, per la medicina di base, quella di famiglia, quella di medicina al territorio, per nuovi medici, nuovi infermieri, eccetera. Però veda, di questo si deve ragionare nel tanto del governo, non si devono mai utilizzare queste forme per dividere, perché è del tutto evidente che nei confronti dei 5 Stelle parlare di MES vuol dire parlare di una cosa che li mette in profonda crisi. Ora, utilizzare strumentalmente questa leva in un momento così critico ritengo sia sbagliato. Altra cosa è sedersi attorno al tavolo e pianificare chiaramente e concordemente una politica. Democratico è e sarà fermamente in favore dell'utilizzo del MES. Certo, allora noi ora dobbiamo fermarci per qualche istante, se può restare con noi, Senatore, perché abbiamo la pubblicità. Subito dopo appunto ritorneremo in studio per continuare a parlare della crisi di governo, delle possibili evoluzioni appunto della crisi di governo, ma anche di un'altra questione, la risoluzione sui cambiamenti climatici. Quindi pubblicità, ora linea alla regia, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, torniamo a parlare della crisi di governo. Abbiamo in collegamento via Skype il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Senatore, ma vuole spiegarci anche un po' ora, anche per i nostri telespettatori, che cosa succederà allora adesso? Abbiamo sentito appunto il Premier Conte, ora le prossime mosse tra oggi e domani quali saranno? Adesso è in corso il dibattito alla Camera, dopodiché verso il tardo pomeriggio ci sarà il voto sulla fiducia nei confronti di questo governo. E dopodiché domani mattina, nella prima mattinata alle 9:30, Conte verrà in Senato e naturalmente con l'altro ramo del Parlamento ci sarà la stessa discussione e la stessa verifica sulla fiducia. È un atto che Conte doveva fare perché nel momento in cui da parte di Italia Viva è stata aperta la crisi di governo era del tutto corretto che il Presidente del Consiglio si presentasse davanti al Parlamento e ai parlamentari per chiedere la fiducia o meno all'azione del governo. È un'operazione di totale trasparenza nei confronti dei cittadini ed è giusta e così andava fatta. Dopodiché appunto vedremo i risultati di questi voti e poi si agirà di conseguenza. Ecco, Senatore, ma secondo lei c'era davvero bisogno di aprire una crisi in questo momento? Sappiamo insomma che diversi aspetti da come dire, aggiustare di quelli che era l'azione di governo anche dal suo partito, anche dal PD, insomma erano stati sottolineati nell'ultimo periodo, appunto sia per quanto riguarda il MES di cui lei parlava poco prima, sia anche per quanto riguarda proprio la partita della gestione dei fondi del
recovery. Era proprio necessario porre la questione in questo modo? Io ritengo non solo che non fosse necessario, ma che sia stato un errore aprire la crisi di governo in questo momento. Non è utile per il Paese, anzi diventa dannoso per il Paese. Come dicevo prima, una cosa è rivendicare legittimamente le posizioni diverse e cercare nella battaglia politica di far prevalere le proprie posizioni. Altra cosa è dire o così oppure butto per aria tutto in un momento di questa drammatica difficoltà. Dopodiché è chiaro che tutti devono fare un passo in avanti, ma è anche vero che poco prima dell'apertura della crisi anche da parte del Presidente del Consiglio era stata aperta nuovamente la possibilità di un tavolo per verificare appunto i contenuti dell'azione di rilancio del governo, e questa cosa non è stata colta. Io ritengo che sia veramente sbagliato, d'altro canto credo sia un errore nei confronti dell'Italia, sia un errore, devo dire, anche negli interessi di Italia Viva, perché non vedo davvero politicamente nessun ritorno positivo da nessun punto di vista in quella direzione, ma non è questo che adesso mi interessa. A noi in questo momento, soprattutto nel momento di crisi drammatica per il Paese, dobbiamo tenere alto l'interesse di tutti i cittadini, degli italiani, delle imprese. Abbiamo imprese che non riescono ad aprire, che non possono aprire. Abbiamo gli ospedali che sono sovraccaricati all'interno dei reparti che sono i più delicati di tutti, abbiamo le scuole, abbiamo gli studenti che da un anno in pratica, gli studenti superiori non vanno a scuola, con situazioni drammatiche dal punto di vista psicoaffettivo che si vanno aprendo. Abbiamo imprese che sono in grandissima difficoltà, immagino il commercio e via dicendo. Non è il momento delle divisioni, ripeto, questo è il momento certamente del dialogo e del confronto, anche duro se serve, ma è il momento di mettere insieme le forze per far uscire il nostro Paese da questa situazione, e dopodiché mi consenta anche Ecco, c'è un problema nel collegamento, senatore, si è bloccato l'audio e via, ecco, è caduta la linea. Allora vediamo di ripristinare il collegamento con il senatore Ferrazzi. Nel frattempo noi dovremmo avere in linea i colleghi che si trovano a Marghera, alla sede della Protezione Civile, Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio. Fatemi sapere, ecco qui vedo Anna Maria collegata. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Marta e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dunque è appena terminato il punto stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia, due in sintesi tra le tante notizie, quelle fondamentali. La prima, i vaccini. Sappiamo come è noto che Pfizer ha ridotto le dosi a seconda delle regioni per non si sa per quale motivazione, ma una motivazione che la sa solamente Pfizer, visto che nel rapporto con il commissario Arcuri che ha stilato il contratto con Pfizer, è la stessa casa farmaceutica che dà direttamente alle regioni le dosi, con la riduzione del 53% per il Veneto. Che cosa succede adesso? Succede che per questa settimana sono bloccati i vaccini per la prima dose. Questa settimana si faranno soltanto i richiami per 40.000 persone già vaccinate con la prima dose, quindi questa settimana si farà il secondo richiamo. Dalla settimana prossima che cosa succederà? Succederà che se non arriveranno le dosi pattuite, il Veneto sarà obbligato a fermarsi con le vaccinazioni, a meno che, diceva il Presidente Zaia, non ci sia un rapporto solidaristico tra le varie regioni, ovvero chi tra le regioni presenta un numero di dosi che non ha ancora effettuato è pregato, la dico così in modo molto semplice, di magari per un principio di etica e solidaristico a vedere di distribuirle tra le regioni che devono fare il richiamo, quindi la seconda dose. È veramente un'incognita, è tutto da vedere che cosa accadrà da qui alla prossima settimana. Questa sera ci sarà un incontro tra presidenti di regione alle 20:30 e da qui si capiranno anche altre cose. Secondo punto, la scuola. Sappiamo che è stato presentato il ricorso al TAR da parte di molti genitori riunitisi a livello nazionale in un comitato che si chiama Comitato Priorità alla Scuola. Molti di questi
hanno presentato appunto un ricorso per far sì che i propri figli possano tornare a scuola. È stato presentato anche in Veneto. Al momento non si sa chi possa averlo presentato, si suppone che possa essere stato lo stesso Comitato per la priorità alla scuola che l'ha presentato su base nazionale, e così anche come è accaduto già in Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo visto con la Lombardia che questo comitato ha ottenuto la vittoria presso il TAR. Ma cosa è successo? Parlo del Friuli Venezia Giulia, visto che si sa che cosa è accaduto già ieri con il presidente Federiga, che ha tenuto un punto stampa e ha detto che a sua volta presenterà una nuova ordinanza regionale, sto parlando della regione Friuli Venezia Giulia, che per i poteri conferiti ai presidenti di regione restrittivi rispetto all'ordinanza nazionale o il DPCM che sia, avallerà quanto già deciso in precedenza, cioè la chiusura delle scuole fino al 31 gennaio. Probabilmente è plausibile pensare che possa fare altrettanto anche il Veneto, ma ancora non avendo ottenuto risposta su chi è l'autore di questo nuovo provvedimento presentato al TAR, quindi alla nostra regione, ancora non sa come muoversi. Questo in sintesi quanto ha detto oggi Marta qui al punto stampa del presidente Zaia. Ti restituisco la linea se non hai domande da studio. Grazie mille Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio per questo collegamento. Grazie e buon lavoro. Noi torniamo con il senatore Ferrazzi, dovrebbe essere stato ripristinato il collegamento, eccolo qui. Senatore, dicevamo appunto insomma di quelle che sono le priorità insomma in questo momento così difficile e drammatico per il nostro paese, no? Per concludere diciamo il discorso, abbiamo ancora pochi minuti, c'era da affrontare ancora la questione invece di un altro argomento appunto che volevo affrontare con lei, che è quello della risoluzione contro i cambiamenti climatici, no? Anche questo è un tema diciamo che le sta particolarmente a cuore. Il tema, questa è la drammatica emergenza che non si chiuderà in pochi mesi come speriamo si chiuda il Covid, ma durerà nel corso degli anni, perché ormai il tema del cambiamento climatico è un tema strutturale, è la vera crisi del nostro mondo e quindi dobbiamo affrontarla con grande determinazione. Proprio la scorsa settimana in Commissione abbiamo votato in Commissione Ambiente la risoluzione di impegno al Governo nella trattativa con l'Unione Europea dei prossimi mesi su 23 punti molto chiari e molto specifici per abbattere le emissioni, quelli che si chiamano clima alteranti, quelli che fanno male al nostro clima, quelle che inquinano tutti noi, quelle che poi determinano le tempeste vaia distruttive nelle Dolomiti piuttosto che l'innalzamento del livello del mare e dunque che Venezia va sotto acqua ormai una settimana sì e una settimana no e via dicendo. Allora bisogna intervenire con grandissima determinazione. Abbiamo stabilito a livello europeo che nel 2050 le emissioni climalteranti devono essere a zero e con questa risoluzione spingiamo il governo, così come sta già facendo, a porre la diminuzione del 55% entro il 2030. Quali sono gli interventi? Gli interventi da fare sono molteplici, da tutto il comparto dell'energia, quindi passare dalla produzione con risorse diciamo derivate dal petrolio, quindi fossili, a quelle invece che hanno un impatto zero sul clima o assolutamente molto basse e soprattutto da fonti che possono essere rinnovate, a tutto il tema per esempio dell'idrogeno verde, a tutto il tema della rigenerazione urbana, il tema dell'abbattimento dell'emissione climalterante attraverso il riscaldamento dei nostri ambienti, delle nostre case, dei palazzi che sono energivori, invece bisogna creare efficientamento energetico, tutto il tema della mobilità per esempio, tutto il tema della transizione verde, cioè aiutare tutte le nostre imprese a diventare competitive in un settore che sarà quello ed è già quello che dà lavoro, che fa ricchezza, cioè le imprese che investono nel green sono le imprese che stanno facendo utili, che danno lavoro di qualità, che oltre che a fare un beneficio dal punto di vista ambientale comportano anche una crescita economica, è esattamente lì che dobbiamo spingere. Io sono stato relatore di questo importante provvedimento, ora starà il governo e alla forza di questo governo portare avanti questa battaglia a livello europeo.
Sicuramente è un aspetto molto, molto importante che è stato un po', come dire, dimenticato in questi ultimi mesi a causa della situazione sanitaria, ma che comunque non deve essere assolutamente posto in secondo ordine. Abbiamo un aggiornamento, senatore, ed è un comunicato del UDC proprio di questi minuti che dice che appunto l'UDC voterà compattamente no alla fiducia al governo Conte bis. Una nota quindi diffusa proprio oggi dall'ufficio stampa, proprio adesso insomma, dall'ufficio stampa nazionale dello Scudo Crociato guidato dall'onorevole Lorenzo Cesa, quindi l'UDC si smarca decisamente. Beh, questo lo si sapeva già, era già stato detto, non è una novità, quindi insomma questo non cambia il tema, credo, del voto di oggi. Quello che verrà fatto e dovrà essere fatto nelle prossime settimane è invece quello dell'ampliamento, con tutti i parlamentari e tutte le forze politiche che hanno voglia appunto di superare insieme questo momento di drammatica pandemia, dopodiché ognuno naturalmente lavorerà sulle proprie differenze, ma credo che si debba mettere insieme tutte le risorse per aiutare gli italiani a uscire da questa crisi. Ecco, secondo lei proprio un ultimo flash, si eviterà il ritorno alle urne? Guardi, questo non lo so. Certamente ritornare alle urne vorrebbe dire che il governo deve presentarsi dimissionario nelle prossime settimane e quindi avremo nel momento di massima pandemia un'assenza di decisore politico con poteri assolutamente ordinari e non straordinari. Vorrebbe dire privare per esempio il nostro paese di tutti i soldi che noi possiamo distribuire, dobbiamo distribuire, per esempio 30 miliardi di euro con il Soli 5, quindi un rallentamento gravissimo di tutte queste decisioni. Vuol dire poi non andare avanti nella definizione del recovery plan, perché lei sa benissimo che entro il 30 aprile bisogna presentare il piano a livello europeo per ottenere poi questi 200 miliardi. Vuol dire poi abbandonare la guida del G20 che per la prima volta vede il nostro paese alla guida, cioè vorrebbe dire compromettere fondamentalmente gli interessi italiani. Dopodiché è evidente che ovviamente dinanzi a un'impossibilità di trovare una soluzione si andrà al voto, ma io ritengo che questo ad oggi non sia nell'interesse del nostro paese. Senatore, io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, alla prossima e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci a tutti. Allora, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. E siamo nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, cambiamo ora argomento, abbiamo in collegamento Gloria Tessarolo, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso. Buongiorno Assessore, grazie per essere collegata qui con noi. Buongiorno, grazie a voi per il collegamento. Ecco Assessore, allora uno dei temi di queste ultime ore è relativo all'emergenza freddo. Sono giornate particolarmente rigide, queste ultime, con minime abbondantemente sotto lo zero durante la notte, e è tornata come gli altri anni, ma ancora di più accentuata dalla emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la problematica delle persone che non hanno una dimora, per i senza fissa dimora, che appunto si trovano in ulteriore grande difficoltà. Che cosa state facendo come Comune in questi giorni per cercare di venire incontro a queste persone? Ogni anno il Comune di Treviso organizza un'accoglienza straordinaria per le persone che vivono in strada. Anche quest'anno ci siamo preparati per tempo e formalmente quella che definiamo emergenza freddo, quindi un'accoglienza temporanea però del tutto emergenziale, che va ad aggiungersi a quelli che sono i servizi invece ordinari attivi 365 giorni l'anno, l'abbiamo programmata ed è partita formalmente il 15 di dicembre. Dico formalmente perché ovviamente ogni anno la partenza reale dipende moltissimo dalle temperature, quindi dal tipo di inverno. Noi in genere copriamo i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, no? In base proprio alla stagione. Quest'anno stiamo registrando un calo delle richieste e un calo delle presenze in strada, quindi
oggettivamente stiamo rispondendo alle richieste che arrivano con gli strumenti ordinari, quindi l'asilo notturno di Via Pasubio attivo come struttura tutti i giorni dell'anno è al momento l'unica struttura che abbiamo attivato formalmente, perché sta ospitando tranquillamente le richieste, che riesce ad assolvere le richieste al momento giunte. Non sono stati attivati quindi formalmente i 20 posti aggiuntivi previsti quindi dal 15 di dicembre in collaborazione con la prefettura di Treviso, ma al momento non sono stati attivati. Ecco, come mai secondo lei c'è stato un calo delle richieste rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni passati? Ma stiamo facendo diverse ipotesi, stiamo approfondendo anche, quindi ho chiesto l'aiuto alla polizia locale di Treviso per tenere monitorato effettivamente le persone in strada con i pattugliamenti notturni. L'ipotesi sono due fondamentalmente al momento: una, che ci siano meno persone presenti realmente sul territorio comunale, probabilmente anche a causa del Covid, quindi so di per certo, confrontandomi con chi opera nel territorio, quindi Caritas e Sant'Egidio, con cui ci relazioniamo più frequentemente, che di sicuro delle persone non sono più presenti nel territorio, sono tornate nei paesi di origine. Altre potrebbero avere invece oggettiva difficoltà a spostarsi tra regioni e tra comuni, quindi quello che prima erano transiti ordinari adesso diventano più difficili con le zone di diverso colore. Questo è di sicuro un dato su cui ragionare. L'altro è che quest'anno comunque per accedere alla struttura in emergenza è necessario effettuare un tampone all'ingresso. In caso di positività ovviamente c'è la quarantena e quindi non so, ipotizzo che anche questo possa scoraggiare alcune persone che quindi abbiano trovato degli altri ricoveri. Ma quindi viene effettuato ogni sera all'ingresso nella struttura il tampone a queste persone? Abbiamo condiviso nei mesi scorsi un protocollo con l'ULSS, quindi il tampone viene effettuato all'ingresso quando la persona accede per la prima volta al servizio e poi con una tempistica condivisa con l'ULSS. Questo ovviamente perché l'emergenza non è programmata, a differenza degli altri accessi nella struttura, diciamo così, in regime ordinario. In caso emergenziale la persona si presenta la sera stessa, per cui non è conosciuta ai servizi spesso e non fa la profilassi che generalmente facciamo fare a tutti in maniera ordinaria presso i servizi della Madonnina per verificare lo stato di salute della persona, tutta la sua e dell'ambiente comunitario dove entra. Quindi viene effettuato il tampone all'ingresso dalle 19 alle 21, che è l'orario massimo entro cui si può entrare quest'anno in struttura, proprio per riuscire ad avere i risultati e ad agire di conseguenza in caso di positività. Certo. Assessore, io approfitto di averla quest'oggi in collegamento per farle anche per affrontare con lei anche un altro tema, che è quello della difficoltà di tante famiglie anche nel territorio comunale di Treviso a fronte appunto della situazione pandemica che ha messo in difficoltà economicamente molte persone. In questo momento, diciamo, la situazione a quanto risulta ai vostri servizi com'è qui a Treviso? Allora, la situazione è molto, la definisco fluttuante, nel senso che cambia a seconda di come cambiano i DPCM e quando arrivano effettivamente i ristori o comunque degli aiuti da parte dello Stato. Stiamo vivendo da mesi così, perché in un primo momento ad esempio non era ancora stato introdotto il reddito di emergenza, quindi c'erano delle categorie che erano escluse dai ristori perché non erano, come dire, lavoratori che rientravano in casistiche specifiche e quindi erano i primi che si erano rivolti ai servizi sociali comunali richiedendo aiuto, poi sono casi rientrati, altri sono partiti i lavori, quindi è una situazione in continuo movimento. Ci stiamo confrontando molto tra comuni, di sicuro c'è un calo, nel senso che le famiglie stanno in qualche
qualche modo logorando i loro risparmi. Quindi al momento gli accessi sono ancora controllati, però quello che preoccupa i servizi sociali dei diversi comuni è la tenuta sulla lunga distanza. Quindi i comuni si stanno anche coordinando e stiamo cercando di monitorare insieme la situazione per capire effettivamente come saremo a marzo e come saremo a giugno. Siamo preoccupati ovviamente per quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti. C'è un tema che è un altro tema importante su cui stiamo lavorando, che è quello invece degli affitti, del mercato, del libero mercato, perché ci sono persone che sono in difficoltà con il pagamento delle rate dell'affitto o del mutuo, quindi non persone che storicamente avevano difficoltà a pagarlo, ma che si sono trovate in difficoltà in questa fase. I servizi sociali dei comuni, incluso ovviamente quello di Treviso, stanno intervenendo puntualmente sui casi. Sull'abitare è intervenuta anche nel periodo estivo la Regione del Veneto con dei bandi ad hoc, anche adesso è stato fatto un nuovo bando, quindi si sta intervenendo con strumenti ordinari anche rimpinguati, però in realtà è una situazione che stiamo monitorando, perché tanto dipende da quanto strutturali saranno le misure nazionali che verranno messe in atto. Soprattutto quello che ci preme sono le misure che possano invece far ripartire il lavoro, perché ovviamente il settore del sociale lavora molto, passatemi il termine, a fondo perduto, quindi con misure di tenuta della situazione perché non precipiti, però è importante far ripartire l'economia e quindi quanto prima dare la possibilità alle famiglie di sostentarsi con il frutto del proprio lavoro. Questo sicuramente è certo. Assessore, in questi mesi chi è che si rivolge maggiormente ai servizi sociali per chiedere un aiuto? Qual è, diciamo, la casistica di persone e le modifiche che ci sono state rispetto al passato in questo periodo? Gli accessi, quello che è cambiato da marzo in poi è che gli accessi da persone conosciute in nuclei in fragilità, che erano noti, quindi spesso con progetti sociali avviati, monitorati, noti ai servizi, sono emerse invece una serie di nuove fragilità di quella che potremmo definire la classe media, legata soprattutto ad attività che sono ferme da diverso tempo, quindi anche tutto l'indotto, ad esempio, del turismo, legato al turismo, alla cultura, ma anche alla ristorazione, che è fatto da diverse figure professionali anche a bassa scolarizzazione. Queste stanno accedendo e stanno facendo maggiori richieste ai comuni. Parlo di Treviso, ma non solo, perché poi ci sono comuni con cui ci confrontiamo che riguardano ad esempio l'ambito dell'area di Treviso Sud, che soprattutto con il turismo ha diversi cittadini che lavoravano in quell'indotto e che si trovano in forte difficoltà. Certo, sicuramente. E in queste situazioni voi che cosa potete fare? Come potete intervenire oltre a questo sostegno all'affitto di cui ha parlato poco fa? Ma gli interventi possono essere interventi strutturali, quindi con, come dire, degli aiuti economici su progetto sociale nel caso venga valutato la necessità in maniera continuativa, o interventi economici di tipo straordinario. Non sono mai interventi, come dire, risolutivi di un'intera situazione, quindi è una parte dei budget, una parte dei problemi che la persona ha, ma c'è un accompagnamento a trovare le soluzioni. Ovviamente il Comune non può sostituirsi a quella che è l'azione dello Stato. Il Comune però interviene per cercare di fermare la situazione e di accompagnare la famiglia ad uscire dal sistema di crisi. E devo dire che il dato che a noi è in qualche modo balzato agli occhi in questi mesi è proprio gli interventi di natura assolutamente straordinaria e immediata, cioè ci sono degli interventi che i comuni possono attivare in caso di grande fragilità e emergenza, diciamo, di un nucleo o anche di una singola persona, che si attivano nell'arco di 24 ore, quindi dalla richiesta di oggi, domani la persona ha direttamente o i soldi addebitati direttamente ad esempio al proprietario di casa, o dipende dal tipo di intervento che viene chiesto, la bolletta pagata, la spesa sanitaria, insomma emergenziale. È davvero molto ampia la casistica e la valutazione che l'assistente sociale può fare. Ecco, questi sono aumentati tantissimo, quindi gli interventi di questo tipo. Questo denota il fatto che le famiglie si sono trovate
improvvisamente in una situazione di difficoltà e l'ente locale ha risposto puntualmente. Certo, Assessore, io la ringrazio per questo collegamento, grazie mille e buon lavoro, un saluto. Grazie. Buon lavoro anche a voi, buona giornata. Grazie, altrettanto. Allora noi diamo la linea alla regia per la pubblicità. Restate con noi, ci vediamo tra poco. TG di Antenna 3, eccoci nuovamente in diretta. Vediamo subito insieme quello che è l'argomento del sondaggio di quest'oggi, dedicato appunto alla discussione in corso alla Camera dei Deputati. Giusto dare la fiducia a Conte? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo allo 0422 162 6691, allo 0422 162 6690 invece se per voi la risposta è no. Sentirete occupato, ma il sistema registrerà comunque la vostra opinione. Naturalmente, come sempre, il risultato questa sera nel corso di Ring, in onda come sempre, come ogni lunedì a partire dalle 21:15. Noi ora torniamo a parlare di campagna vaccinale, torniamo a parlare dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid nei nostri ospedali, perché abbiamo in collegamento Samantha Grossi, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso. Buongiorno, grazie per essere collegata con noi. Buongiorno, buongiorno. Allora, non posso non chiederle subito come prima domanda, insomma, la vostra apprensione, insomma, in queste ore. Abbiamo sentito proprio poco fa dal punto stampa del governatore Zaia le preoccupazioni che ci sono circa il proseguo della campagna vaccinale a seguito del ritardo della fornitura delle dosi della Pfizer, determinata dalla Pfizer, che appunto per quanto riguarda la nostra regione causeranno una riduzione del 53% delle dosi per questa settimana, tant'è insomma che è stata sospesa la vaccinazione programmata per coloro che stavano per ricevere la prima dose, proprio per riservare queste dosi a chi invece deve fare la seconda dose 21 giorni dopo aver effettuato la prima. Anche voi naturalmente come operatori sanitari rientrate nella categoria che ha già ricevuto la prima dose per la maggior parte, c'è una certa apprensione, immagino insomma che nei social si starà parlando molto di questo anche tra voi, no? Sì, diciamo che la preoccupazione diciamo per noi che siamo già stati vaccinati non c'è, nel senso che comunque anche l'azienda US2 ha garantito che le dosi insomma della seconda dose ci sono. Resta però insomma una grande preoccupazione per il rallentamento che si verrà a creare nel proseguo appunto della campagna vaccinale, perché ci sono ancora strutture residenziali per anziani che devono insomma fare la vaccinazione e poi anche insomma le categorie più deboli, cioè gli ultra ottantenni, cioè vuol dire che si andrà a slittare sembra almeno di circa una settimana nella programmazione, cioè che in questa fase qui sembra poco, ma insomma effettivamente una settimana di ritardo poi siccome continuiamo comunque ad avere insomma i casi ricoverati in ospedale, è insomma una distanza molto lunga, una settimana insomma in una campagna vaccinale, perché comunque per avere l'immunità diciamo al 95% c'è bisogno anche della seconda dose, vuol dire che tutto viene insomma ritardato. Certo, e sappiamo, abbiamo capito, no, anche noi profani, quanto sia importante procedere celermente in questa campagna vaccinale, che è l'unica via d'uscita che abbiamo da questa situazione drammatica che si è determinata appunto a seguito della diffusione del coronavirus. È anche proprio per questo che voi come Ordine delle Professioni Infermieristiche avete avviato una campagna social
Vaccinati per te, no? È il titolo di questa campagna, per sensibilizzare, ovviamente voi lo fate soprattutto per il personale sanitario, no? Per sensibilizzare alla vaccinazione, perché se insomma tutto sommato, diciamo, qui da noi c'è stata un'adesione importante, un'adesione molto alta, rimane comunque una minoranza, una piccola parte di operatori che sono dubbiosi o addirittura contrari alla vaccinazione. Sì, assolutamente sì. E su questo noi abbiamo preso una linea, insomma, che può sembrare anche dura. E il motivo per cui, insomma, ho ricevuto anche un po' delle minacce dal punto di vista legale: attenta come ti muovi, cosa stai facendo. Però io volevo rinforzare il segnale che vogliamo dare in primis agli operatori sanitari e poi anche alla cittadinanza, perché penso che comunque l'ordine sta dimostrando la massima apertura ed è giusto che un infermiere o comunque un operatore sanitario si ponga dei dubbi, ben vengano, ma è giusto anche diciamo, avere un confronto proprio per dipanare i dubbi che una persona può avere, e noi ci siamo messi comunque a disposizione per questo. Ma abbiamo ragionato anche insieme con tutto il mio consiglio direttivo sul fatto che comunque, insomma, chi sceglie di fare la professione infermieristica o comunque l'operatore sanitario non è una professione come tutte le altre. E ci sono degli obblighi che sono degli obblighi etici, degli obblighi deontologici, ok? E poi, insomma, proprio per il tipo di lavoro che facciamo, che è quello di prendersi cura, ok, delle persone, e abbiamo un obbligo che è dettato anche dalla legge 81 del 2008, ok, che impone un obbligo comunque vaccinale, cioè nel senso che tutti gli operatori sanitari che si accingono anche ad iniziare un corso di laurea, le faccio l'esempio, c'è l'obbligo della vaccinazione contro l'epatite B. Altrimenti il corso non si inizia. Ecco, Presidente, quindi voi sostanzialmente siete per l'obbligo vaccinale, voglio dire, queste minacce che lei ha ricevuto in seguito a questa posizione rigida, ferma che voi avete assunto, quali sono? Cioè voi cosa avete detto? Chi non si vaccina, nei confronti di chi non si vaccina verranno presi dei provvedimenti, magari disciplinari, da parte dell'ordine? Vuole un attimo spiegarci questo? Sì, allora, ci sono 3 articoli del nostro codice deontologico. In estrema sintesi, perché abbiamo ancora solo 2 minuti di tempo, quindi proprio un flash. Allora, l'infermiere deve fondare le proprie conoscenze del proprio operato, ok, su fondamenti scientifici. Ok, cioè si opera in scienza e coscienza. Allora, noi non facciamo procedimenti disciplinari contro chi non può vaccinarsi per motivi di salute, ok, o perché magari è in gravidanza o in allattamento, ma quelle persone, diciamo, e chiamiamoli con il loro nome, Novax, ok, convinti, che magari non si vaccinano e fanno anche campagna contro la vaccinazione. Ecco, questo da un infermiere non possiamo accettarlo, perché ha sbagliato lavoro se passa questi messaggi, perché c'è anche un obbligo di educazione sanitaria che dobbiamo fare verso i cittadini, ma anche verso, insomma, tutti gli altri operatori sanitari. Questa è una cosa che noi come ordine non possiamo assolutamente accettare. I Novax e chi fa campagna contro la vaccinazione va comunque, diciamo, perseguito con procedimenti disciplinari, per quanto riguarda comunque il codice deontologico. Okay. Certo, che tipo di minacce ha ricevuto, Presidente? Allora, io ho ricevuto minacce un po' non solo dagli infermieri, ma anche da persone che magari operatori sociosanitari o persone anche normali sul perseguirmi dal punto di vista legale, nel senso facendomi, insomma, azioni legali verso l'ordine degli infermieri.
Ecco, quindi insomma voi avete scelto anche di fare questa campagna proprio per sensibilizzare su questa questione che è fondamentale e imprescindibile, insomma, soprattutto per chi svolge una professione come la vostra. No, non la sentiamo più. Non ho più l'audio di Samantha Grossi. Sì, mi sente? Pronto? Ecco, adesso la sento. Sì, era andato via l'audio. Cioè noi 20 secondi abbiamo prima di chiudere, poi quindi proprio una chiusura. Ecco, organizzeremo anche a fine mese un incontro informativo con il professor Agostini, che si è reso disponibile, proprio per dipanare tutti i dubbi e per dare insomma una spiegazione più chiara